Buongiorno a tutti. 14 dicembre 1974. Si riunisce per la prima volta il Consiglio dei Ministri bicolore detto Moro-La Malfa, formato con difficoltà nelle settimane precedenti con l'appoggio dei repubblicani. Ed è proprio col decreto legge 14 dicembre 1974, numero 675, poi convertito con legge 29 gennaio 75, numero 5, che arriva la costituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Ad assumere per primo il ruolo di ministro è Giovanni Spadolini, alla sua prima esperienza ministeriale. Bisogna infatti ricordare che le belle arti, i musei, gli scavi, con Regio Decreto 11 agosto 61, numero 202, furono assegnati al Ministero della Pubblica Istruzione e in quel momento ancora era quella la competenza. Il Paese, con uno dei più grandi patrimoni culturali al mondo, non aveva ancora un ministero che se ne occupasse in via esclusiva. Solo il governo Rumor IV, in precedenza, aveva individuato in Camillo Ripamonti il ministro dei beni culturali, ma era un ministro senza portafoglio, quindi senza ministero, e con un ruolo, dicono le cronache dell'epoca, pressoché simbolico. Cadono quindi quest'anno i 50 anni dalla nascita del Ministero, ma cade quest'anno anche un altro decennale, il 60° della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita a seguito della legge 310 del 64 su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione e che operò fino al 1967. A presiederla fu scelto Francesco Franceschini, grande ispiratore dell'istituzione della Commissione stessa, vittoriese, padre costituente e deputato per le prime 3 legislature. La Commissione operò un'attenta analisi di quello che era lo stato dei beni culturali in Italia, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista giuridico. Il prodotto di questo lavoro fu un testo contenente 9 raccomandazioni e 84 dichiarazioni, la prima delle quali contiene la nozione di bene culturale, tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà. Quella commissione, e Francesco Franceschini in particolare, furono i responsabili, diciamo così, della tanto auspicata nascita del Ministero. Di più, nel decreto legislativo 112 del 98, attuazione della legge Bassanini, al capo quinto intitolato Beni e attività culturali si trova la prima definizione nella legislazione nazionale dei beni culturali, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà. Sostanzialmente era il testo teorizzato oltre 30 anni prima dalla Commissione, di cui facevano parte urbanisti come Giovanni Astengo, giuristi come Feliciano Benvenuti, cui l'Ordine degli Avvocati di Venezia ha poi dedicato la fondazione che si occupa di formazione, Massimo Severo Giannini e numerosi parlamentari, da Roberto Lucifredi a Carlo Levi, sino ovviamente allo stesso Franceschini. Ringrazio quindi il PD del Veneto per aver scelto di svolgere qui, in questi importanti anniversari così tanto legati idealmente alla città di Vittorio Veneto, un convegno che parla di cultura, in un'ottica che non guarda solo al passato, ma anche e soprattutto al futuro. Tanti sono gli attori oggi del mondo della cultura, dallo Stato agli enti locali, dalle fondazioni ai musei, i lavoratori, le imprese culturali. Ma parleremo anche di paesaggio, oggetto dell'analisi della Commissione insieme ai beni culturali, tenendo a mente che l'ambiente fino al 98 ha condiviso il dicastero con i beni culturali. Ringrazio personalmente il segretario regionale Andrea Martella per aver voluto affidare a me la moderazione del convegno, spero di esserne all'altezza Andrea, e ringrazio a nome degli organizzatori del convegno tutti i relatori che saranno con noi oggi, l'architetto Michela De Poli, il professor Giuliano Segre,
il segretario Andrea Martella, senatore, il direttore del Museo Egizio che sta arrivando in treno, Roberto Tonon, nostro ex sindaco e ora capogruppo del PD in Consiglio Comunale, e chi si collegherà da remoto, in realtà se non sbaglio qualcuno è già collegato, Irene Manzi, Piero Fassino e Walter Veltroni, cui poi affideremo le conclusioni della mattinata. Passo però ora la parola al segretario di Circolo Fabio Baraido per un saluto. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Vi do il benvenuto a questo incontro. Questo incontro è frutto di una collaborazione tra il Circolo del Partito Democratico di Vittorio Veneto e le segreterie provinciale e regionale, e qui colgo l'occasione per ringraziare i segretari provinciale Giovanni Zorzi e regionale Andrea Martella. Ringrazio anche Lorenzo Carlet per essere sempre disponibile. Ecco, forse è arrivato anche il dottor Greco. Prego. Buongiorno. Salve, buongiorno. Diamo il benvenuto anche al dottor Greco. Ringrazio dunque tutti i relatori, sia quelli qui presenti, sia quelli che si collegheranno da remoto tra poco, ma poi volevo ringraziare soprattutto tutti voi, tutti noi, per aver aderito a questa iniziativa che tratta un tema che oggi non va esattamente proprio di moda, cioè il tema della cultura. E lo faremo in modo speciale, perché lo faremo attraverso l'omaggio a una figura importante per la nostra città, vissuta nel secolo scorso, ma che ci racconta molto oggi ancora di quello che è il significato della cultura. È un nostro concittadino che, come diceva prima l'assessora Barbara Denardi, è stato a capo della commissione che 60 anni fa ha posto poi le basi per la tutela di tutti i beni artistici, architettonici e paesaggistici di cui godiamo tuttora oggi, che rappresenta un modello non solo in Italia ma anche all'estero. Durante questo periodo di preparazione a questo incontro mi sono imbattuto casualmente, leggendo in realtà un altro libro, nella figura di Francesco Franceschini. Ora, Franceschini è una figura che non è molto nota, o meglio, è meno nota di quanto in realtà non meriti, proprio per il suo lavoro che ha posto le basi per la fondazione, la creazione e il lancio del Ministero della Cultura. Mi sono imbattuto nella figura di Franceschini leggendo in realtà un libro sulla vita di quella che è la staffetta partigiana probabilmente più conosciuta in città, ossia Francesca Meneghin. E leggendo il libro sulla sua vita ho appreso che qui letteralmente a 100 metri di distanza da questa sala hanno entrambi vissuto nella stessa via e le loro vite si sono incrociate. Dal libro traspare che Franceschini è stato anche un mentore politico, quasi un maestro di vita per Francesca Meneghin. Ora, queste sono persone che hanno vissuto una vita veramente incredibile, perché hanno vissuto le trasformazioni più grandi, quelle epocali del secolo scorso, della tragedia del nazifascismo, la guerra, ma hanno anche vissuto l'aspetto, il periodo della speranza, della ricostruzione. Oggi quindi rendiamo omaggio, e qui concludo, a una figura di cui siamo molto grati per il lavoro che ha fatto e che ci permette oggi di godere di tutte le bellezze che abbiamo in Italia. Grazie.
Grazie segretario. Darei la parola ora al segretario provinciale del PD, Giovanni Zorzi, anche a lui per un saluto. Buongiorno a tutte e a tutti. Anch'io ringrazio il circolo del Partito Democratico di Vittorio Veneto per aver ideato e realizzato col supporto del Partito Democratico del Veneto e della nostra federazione provinciale questa importante occasione, un'occasione per celebrare il ricordo di un illustre vittoriese, l'onorevole Francesco Franceschini, e per riflettere su quella che è l'eredità del suo impegno, un impegno che ha contribuito in modo determinante alla tutela e valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico, storico e culturale del nostro paese. Franceschini fu uomo di queste terre della provincia di Treviso, della Marca trevigiana, che ha dato il suo contributo alla cultura nazionale, direi anche mondiale, dando i natali per esempio a giganti come Giorgione, come Antonio Canova, come Andrea Zanzotto. Eppure quando si pensa alla Marca trevigiana, non la si immagina come una delle culle della cultura del nostro paese, al pari di Firenze, di Roma, di Venezia. Il pensiero va essenzialmente alla operosità, alla vocazione al lavoro, al pragmatismo della sua gente, ed è stato qui l'intuizione di Franceschini, forte della cultura politica di provenienza, che ci onoriamo di considerare parte integrante anche del nostro corredo genetico del nostro partito. Franceschini fu tra i primi a intuire che esattamente come il lavoro è motore di emancipazione e di dignità della persona, parimenti la cultura deve essere motore di crescita economica, di coesione sociale, di identità collettiva. Per questa ragione Franceschini è sempre stato convinto, promotore di una cultura che fosse una forza viva, accessibile, inclusiva, capace di dare voce a tutti. D'altronde il pensiero e l'arte, lo sappiamo, ci permettono di guardare la realtà con occhi diversi, di immaginare un futuro migliore, di trovare il coraggio per andare avanti. E Franceschini fu fermamente convinto che la cultura potesse fungere da guida per trasformare la speranza, per trasformare la paura in speranza e la rassegnazione in impegno, considerato anche, come diceva il segretario Braido, il periodo in cui ha vissuto le difficoltà del dopoguerra. Ecco, io credo che questo sia il lascito più prezioso di tutto il lavoro pionieristico fatto dall'onorevole Franceschini e dalla commissione che presiedette, e fonte di ispirazione per tutti noi. Io saluto e ringrazio tutti i relatori che daranno il loro contributo oggi, è veramente un onore averli qui, e ringrazio tutti i presenti per la vostra partecipazione. Auguri quindi a tutti noi per una mattinata fruttuosa e stimolante. Grazie. Chiederei ora di avvicinarsi al palco alla sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, per il saluto a nome dell'amministrazione. Buongiorno a tutti e a tutte. Partirei con i saluti, saluto tutti i relatori, non li cito tutti perché sono tantissimi e questo fa capire anche l'importanza dell'evento di oggi. Ringrazio il Partito Democratico, sia il provinciale, regionale e locale, per aver scelto Vittorio Veneto e per dare la possibilità alla città di approfondire questa importante tematica, la questione della cultura, e soprattutto di ricordare quello che era un nostro illustre cittadino, Francesco Franceschini. Vorrei anche ringraziare il già sindaco Roberto Tonon per il tempo che ha dedicato e che poi appunto a questa figura e alla sua relazione che seguirà a breve. Io non rubo tantissimo tempo, innanzitutto mi rifaccio a quello che è stato detto sia da Fabio Braido che dal segretario provinciale del PD, e vorrei solo fare un piccolo appunto riflettendo appunto sulla figura di Francesco Franceschini. Noi che siamo un po' più una generazione diversa rispetto a questi che sono stati, oserei dire, i giganti, no, della politica, quelli che hanno fondato
la Repubblica, la nostra Repubblica, alle volte la considerazione che mi viene da fare è che oggigiorno anche all'interno dei nostri consigli comunali purtroppo non abbiamo queste figure, pur non sminuendoci da un punto di vista della nostra passione, della nostra applicazione a quello che è il mondo della politica, la passione per la politica, però effettivamente quando ci confrontiamo all'interno dei consigli comunali sentiamo che mancano, tra virgolette, queste grandi illustri personalità che hanno fatto la storia della nostra Repubblica. Questo naturalmente non ci deve far demordere da quella che è la nostra continua volontà di approfondire certe tematiche, di studiare. Purtroppo c'è poco tempo, oserei dire anche io personalmente, per studiare, per approfondire, per rifarci, ripeto, a tutto quello che è stato il passato e il modo con cui questi nostri padri costituenti, queste madri costituenti ci hanno insegnato a far politica. Concludo ringraziandovi di nuovo per aver dato appunto la possibilità alla città di Vittorio Veneto di ospitare questo importante convegno, e se quello che posso fare nostro da quella che è stata appunto la figura di Francesco Franceschini è proprio la sua passione, forse il dedicare la sua vita al bene comune, e io penso che chi ha preso poi l'eredità da un punto di vista anche partitico ma anche di valori sappia portare avanti questi suoi valori. Ecco, grazie. Grazie Sindaco. Ora l'ultimo indirizzo di saluto è riservato a Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, eletta nel collegio di Belluno, Treviso e Venezia. Grazie mille Barbara e buongiorno a tutte e a tutti. Per me è ovviamente un grande piacere, anche un onore e una responsabilità intervenire anche in un convegno dove si ricorda e si valorizza il lavoro di un deputato, un membro dell'Assemblea Costituente, un presidente di commissione, quindi che ha percorso e vissuto i luoghi in cui sto facendo io in questo momento la mia esperienza da rappresentante. Sicuramente è importante rifletterci perché Franceschini ha lasciato un segno, si diceva prima, da presidente di cultura, la concezione di bene culturale come categoria giuridica, ma anche l'istituzione proprio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, insieme a una visione forte che è riuscito a portare con sé e che ha lasciato un segno, quindi di cultura appunto come elemento di identità, come elemento di coesione sociale e anche come strumento per far crescere le persone ma anche potenzialmente le città. Purtroppo ultimamente non siamo, credo, abituati a parlare di cultura in questo senso. Ne abbiamo sentito parlare negli ultimi 2 anni di governo Meloni o in senso deteriore, ridicolo, associata alla peggiore cronaca di gossip di cui tutto il Ministero è stato oggetto con non poca vergogna, non poco imbarazzo, oppure ancora peggio utilizzata in senso reazionario e identitario, ma orientato a dividere piuttosto che a costruire, valorizzare e unire. Quindi io penso che a maggior ragione iniziative come questa acquisiscano un valore di segno completamente opposto e contribuiscano a costruire nella memoria e a continuare una visione che è radicalmente opposta a questa che la destra e il governo fa della nostra cultura. Quindi mi fa molto piacere, sarò molto curiosa di anche sentire i contributi eminenti che
che ci aspettano in questa mattinata, penso che insomma sia una sensibilità che vada coltivata molto di più e che il nostro partito faccia bene a valorizzarlo, il tema della cultura, non solo per il significato grande che può avere in Veneto e anche in provincia di Treviso, ma proprio come missione per rendere migliore la nostra democrazia. A Franceschini credo che fosse chiaro, forse anche in virtù del contatto forte con il mondo della scuola e con l'insegnamento, a Vittorio Veneto lo chiamavano il professore, no? Quindi sicuramente era una spinta che aveva, e io penso che anche noi, diciamo, con lo stesso spirito abbiamo tanto da imparare. Quindi ringrazio molto il PD di Vittorio Veneto per questa iniziativa, ringrazio i relatori e tutti voi che state partecipando e vi auguro una buona iniziativa. Grazie Rachele. Entriamo ora nel vivo del convegno e cerchiamo di illustrare meglio, grazie all'intervento di Roberto Tonon, la figura di Francesco Franceschini, che ricordiamo oggi e dalla quale partiamo per la nostra riflessione. Prego quindi Roberto di procedere con il suo intervento, che ha voluto intitolare Francesco Franceschini, costituente e deputato vittoriese, padre ideale del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Grazie Roberto. Grazie, buongiorno. A me è stato dato il compito di delineare questa figura di una persona che ho conosciuto personalmente, anche se da un punto di vista della frequentazione politica ovviamente, come ha ricordato anche prima la nostra sindaca, siamo di generazioni diverse. Poco meno di 50 anni fa cominciava la mia avventura scolastica fra le declinazioni latine e i verbi irregolari greci. Le classi del ginnasio del Flaminio, il mitico liceo Marcantonio Flaminio, erano allora allocate a pochi metri da questa stupenda sala. Erano infatti ospitate nell'edificio che sta di fronte al nostro Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, nel seminario che sta qui di fronte. E nel cortile del seminario, ogni sabato, alla fine delle lezioni, una Fiat 128 bianca attendeva la nostra prof di greco-latino, la mitica Dora Pallavicini. Grazie alle indicazioni di quelli più grandi scoprimmo che quel distinto signore che sorrideva garbatamente nel vederci passare e che attendeva la nostra prof, altri non era che l'onorevole Francesco Franceschini. Anche egli anni prima, docente sempre nello stesso liceo di storia e filosofia. Di lui in realtà fino ad allora avevo solo sentito parlare in casa, citato in dialoghi fra i miei genitori accanto ai nomi come Mariuliana, Aldo Toffoli, Tina Anselmi. Qualche anno più tardi, quando in me crebbe l'interesse poi trasformatosi in passione per la res publica, compresi meglio chi fosse Francesco Franceschini, il nostro concittadino che assieme ad altri 555 italiane e italiani, quale membro dell'Assemblea Costituente, era stato coautore della Costituzione italiana. All'interno del dibattito costituente, da uomo di scuola e di cultura qual era, si spese in modo inesausto soprattutto sul diritto allo studio e l'istruzione professionale. Nelle 4 legislature dopo la Costituente in cui fu consecutivamente presente fra i banchi del Parlamento, in quanto deputato eletto nelle file della Democrazia Cristiana, il suo impegno si dipanò fra 1000 ambiti, sia nazionali che locali. Ricordiamo alcune interrogazioni che fece, per esempio, relativamente ai problemi dell'industria serica, molto presente nella nostra città, l'attuazione del piano Casa Fanfani in provincia di Treviso, il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche si interessò di altri ambiti, per esempio la commemorazione del 20 settembre 1870, la presa di Roma, e persino il volo nello spazio, il primo, quello di Yuri Gagarin. Non posso però non menzionare, ricordando l'impegno di un sindaco in materia, visto che vedo presente anche il collega della Libera, un'interrogazione parlamentare durante la prima legislatura, siamo dal 1948 al 1953, sul celeberrimo quarto tronco della statale di Alemagna di Vittorio Veneto, ovvero sia perché non si procedesse celermente alla conclusione dei lavori
per il superamento del centro storico di Serravalle. Vedo qualcuno in sala che sorride perché qualche anno fa, dopo una 70 d'anni, ci siamo riusciti. Per i non vittoriesi sto parlando del traforo di Sant'Augusta. Ma ancora più rilevante fu il suo intervento durante la discussione del disegno di legge Costituzione di un ente per le ville venete. Qui siamo nella seconda legislatura, 53-58. Sembra quasi un segno profetico in attesa della commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, o più brevemente, come ricordato all'inizio da Barbara De Nardi, la Commissione Franceschini, in quanto da lui presieduta. Commissione prodromica, quasi l'anticamera, del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. I lavori della Commissione si conclusero e la stampa degli atti con il titolo «Per la salvezza dei beni culturali in Italia» avvenne nel 1967 e il tutto è condensato nei 3 volumi, nella cui prefazione, ovviamente opera del Presidente della Commissione Franceschini, leggiamo quello che si può considerare un vero e proprio testamento. Sia lecito esprimere l'ardente auspicio che quest'opera possa attingere appieno le alte finalità che Parlamento, Governo e Commissione si sono posti. Stringere l'intera nazione in un'unica e fermissima volontà di rinascita culturale, onde sia salvo, valorizzato e difeso per sempre il più mirabile patrimonio del mondo. Ogni tanto mi sono chiesto cosa ne penserebbe di 20 ministeri culturali se ce ne fosse uno per regione. La sua celeberrima preparazione culturale, la sua riconosciuta correttezza, la coerenza cristallina e il suo proverbiale garbo, uniti ad un impegno costante e continuo sia nella sua funzione di parlamentare, concepita davvero in maniera molto signorile come servizio all'intero Paese, sia nel ruolo di consigliere comunale che ricoprì per molti anni e quindi molto attento anche ai problemi dei suoi concittadini, queste sue caratteristiche erano pienamente riconosciute sia a livello locale sia a livello nazionale. Tant'è vero che nel giugno del 1991, nell'aula magna del seminario stipata all'inverosimile, lo ricordo bene perché ero presente in piedi, la commemorazione di Francesco Franceschini fu affidata niente po' di meno che all'onorevole Oscar Luigi Scalfaro, che l'anno successivo, dopo i tragici attentati di mafia siciliani, sarà eletto Presidente della Repubblica. Permettetemi una citazione testuale. La traggo dagli atti del convegno che 12 anni fa, per iniziativa meritoria dell'Associazione Amici di Vittorio Veneto, si tenne per ricordare la figura di Francesco Franceschini, un grande vittoriese. E questi sono anche gli atti. In tale occasione intervennero il professor Aldo Toffoli, già sindaco della nostra città, il senatore Maurizio Castro e l'architetto Franco Posocco. Quelle che seguono sono parole del professor Aldo Toffoli, che lui stesso dice è un episodio esile, ma che ancora lo commuoveva. Fra l'altro denota alcune peculiarità che sia Barbara De Nardi che la nostra sindaca hanno citato. Era in corso una seduta del Consiglio nella sala del vecchio municipio e d'estate faceva in essa un gran caldo, propiziato dai finestroni sui quali nel pomeriggio aveva a lungo battuto il sole. I consiglieri, nel giro dei banchi, boccheggiavano e non cessavano di alzare la mano per chiedere il soccorso di un po' d'acqua, perché tutti avevano davanti il bicchiere, ma a riempirlo doveva provvedere un vigile, che al richiamo correva qua e là con una capace caraffa. Piero Dal Vecchio era consigliere comunista storico e notissimo sindacalista della CGIL, era al suo posto proprio di fronte a Franceschini, sull'altro lato della sala. Era il solo ad avere accanto a sé una piccola caraffa d'acqua, ma non era un privilegio. Egli usava infatti portarsela da casa e prima della seduta del Consiglio provvedeva a riempirla. Poi estraeva dalla tasca le 2 mitiche bustine di polvere di Vichy, chi ha la mia età sicuramente se le ricorda, le versava nella caraffa una dopo l'altra secondo la regola e così si faceva l'acqua frizzante, che offriva con qualche parsimonia anche ai suoi compagni di banco. Ad un certo punto Franceschini alzò timidamente la mano verso il vigile della caraffa
poi tornò a immergersi nella lettura delle sue carte. Dal vecchio si accorse della cosa, chiamò il vigile, gli diede la sua caraffa e gli disse di riempire il bicchiere dell'onorevole. Franceschini, senza accorgersi della congiura, ringraziò il vigile con sorridente cortesia, accostò la bocca al bicchiere e lo vidi sbarrare gli occhi e guardare perplesso il recipiente in controluce. Non penso che abbia sospettato un avvelenamento, ma la cosa evidentemente lo colpì. Durò pochi attimi, perché di fronte, sullo sfondo del bicchiere, vide dal vecchio sorridere amichevolmente e agitare la mano in segno di saluto. E siccome la cosa dell'acqua di Vichy era nota, Franceschini capì subito, ricambiò il saluto con pari cordialità e si gustò l'intero bicchiere. Credetemi, sono ovviamente parole di Aldo Toffoli, non riesco mai a ricordare quel piccolo episodio senza un filo di commozione, perché in esso colgo il segno piccolo ma chiarissimo di una generazione di uomini dediti all'amministrazione del pubblico bene. Uomini impegnati spesso in polemiche e lotte politiche perfino feroci, ma capaci anche di salvare gli spazi dei rapporti umani e di cogliere in essi, al di là delle divisioni contingenti, le ragioni del rispetto reciproco, le occasioni della cortesia, anche della cordialità, perché questo era Francesco Franceschini. E per chiudere, come Franceschini, padre ideale del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, concludo con le parole che l'architetto Franco Posocco pronunciò alla conclusione dell'ultimo intervento del citato convegno. Lo stimolo del Presidente della Commissione, dei suoi colleghi e degli esperti che lo hanno aiutato appare ancora valido e per così dire permanente. È l'invito agli italiani a considerare la bellezza come un diritto di tutti, a sentire la storia come il fondamento della identità, a rispettare i segni dell'arte e della tradizione come il patrimonio comune che ci può salvare dalla barbarie. Anche Fyodor Dostoevskij, come ricordava qualcuno dei quei saggi, la pensava così. Un'ultima valutazione personale. Di fronte alla barbarie, non solo culturale odierna, di bellezza abbiamo più che mai bisogno. Grazie. Grazie Roberto. Il Veneto è una regione che ha un potenziale culturale enorme, diffuso in tutto il territorio. Eppure spesso è conosciuta quasi esclusivamente per Venezia, forse l'Arena di Verona, il Balcone di Giulietta o qualcosa di più. Overtourism da una parte, ricerca di strategie di crescita nelle altre realtà dall'altra. E ovunque quella visione stereotipata dall'esterno del Veneto tipo che pensa solo a lavorare e si occupa poco delle faccende culturali. Segretario, nonché senatore Andrea Martella, a prescindere dalla scadenza delle elezioni regionali del 25, che comunque ci sono e sono importanti, qual è la strategia che ci poniamo per la nostra regione? Grazie Barbara, grazie a tutti voi, a te che non solo hai avuto il compito di moderare questo convegno, ma che lo hai ideato, pensato e suggerito. E grazie a tutti i relatori che sono certo oggi porteranno un contributo prezioso al nostro dibattito, ricordando Franceschini, ma anche cercando di individuare delle strategie o delle azioni per il futuro. Voglio ringraziare in modo particolare il mio antico e maestro e amico Giuliano Segre, professore di Venezia per molti anni, presidente della Fondazione, che avrà un punto di vista come sempre molto utile per il nostro futuro. Lo faranno sicuramente anche gli altri relatori, ovviamente, che ringrazio, e vorrei anche ringraziare i nostri ospiti che sono collegati, in modo particolare Walter Beltroni, che saluto con l'amicizia e la stima che sa. È un onore averlo qui oggi e penso che nel futuro potremmo anche in altre occasioni nel Veneto contare sulla sua presenza e sulla sua partecipazione ad altre importanti iniziative. Per la verità una ne abbiamo già in programma anche con lui. Ma voglio ringraziare il PD di Vittorio Veneto e di Treviso per aver voluto organizzare questa iniziativa che ha il merito
di rientrare tra quegli appuntamenti in cui ricordare elementi del passato, in cui riflettere sul passato diventa al tempo un'occasione per guardare avanti, per portare lo sguardo avanti al futuro. Sono passati 60 anni dalla costituzione della Commissione d'indagine per la tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico, che di fatto gettò le basi per la moderna tutela dei beni culturali italiani. Conoscete meglio di me, sapete benissimo quale fu il ruolo decisivo avuto da Francesco Franceschini, molto è stato già detto, con il bellissimo intervento di Roberto Tonon, altri interventi riprenderanno il suo lavoro e credo che sarà importante considerarlo. Io non posso però evitare anche di sottolineare quanto sia necessario tenere sempre ben presenti, pensando a come la cultura possa e debba essere una leva di sviluppo per la nostra regione, tenere ben presenti alcuni capisaldi della visione di Franceschini stesso. A cominciare dal fatto che il paesaggio, l'ambiente, i beni artistici, storici, archeologici devono essere considerati come un unico patrimonio straordinario, culturale, per la cui tutela e valorizzazione è necessario profondere il massimo impegno. Come Paese, come comunità, come istituzioni, vorrei dire come singoli individui e nella piena considerazione del principio di responsabilità che un cittadino, una cittadina devono sentire su di sé rispetto al bene comune. Un impegno quindi molto forte, più forte sicuramente rispetto a quanto non sia stato fatto in Veneto negli ultimi decenni. A meno che, fatemi dire, non si confonda la tutela e la valorizzazione con la semplice immobile conservazione, o peggio ancora con lo sfruttamento economico e turistico del territorio e dei suoi patrimoni culturali. Ha fatto cenno prima Barbara al tema dell'overtourism a Venezia. Il caso è un caso molto evidente, ma non è certo l'unico. Sono anni che si parla dello sfruttamento intensivo della città, di sovraffollamento turistico, è da tempo che si ripete che Venezia ha urgente bisogno di un nuovo modello ambientale, sociale, culturale e urbanistico volto allo sviluppo sostenibile. E invece nulla si è fatto, nulla si fa, con il rischio che l'industria del turismo divori il cuore della città e predomini l'atteggiamento di chi guarda con rassegnazione al fatto che i centri urbani devono diventare altrettanti punti di un immenso Luna Park della storia e dell'arte. Succede in tanti paesi, in tante città, e non solo italiane, non succede per la verità solo a Venezia, ma certo che Venezia da questo punto di vista più di altre sembra un esempio di ciò che non si dovrebbe fare e di ciò che invece sarebbe necessario fare. Giuseppe Mazzariol, di cui ho recuperato uno scritto, un famoso docente di storia dell'arte contemporanea a Ca' Foscari, scriveva nel 69, quindi 5 anni dopo l'istituzione della Commissione Franceschini, i veneziani antichi inventavano ogni giorno, dietro la loro vita e la loro città, quelli odierni vivono la loro città come un bene ereditato, adoperandolo nella maniera più facile e meno inventiva. In altri termini, rischiano di consumarlo. Se continueranno a usare Venezia come un oggetto da mostrare in determinate occasioni, la perderanno come organismo vivente, quindi civilmente espressivo, per avere in cambio un monumento restaurato, inerte, concluso nella sua forma di rudere turistico, che sarà esattamente il contrario di Venezia. Ecco, sono parole davvero importanti, in qualche modo profetiche di allora, ma che suonano ancora molto attuali oggi. E tutto questo riguarda Venezia e non solo, e tutto, come diceva Barbara prima, il patrimonio culturale del Veneto, che non può essere considerato solo come un oggetto
da mostrare in determinate occasioni. Anche perché il Veneto è uno straordinario patrimonio di beni culturali, di ambiente e di paesaggio. Abbiamo città d'arte straordinarie, ci sono decine di musei, la Biennale che rappresenta un'eccellenza dal punto di vista internazionale, università rinomate, 7 conservatori, 50 teatri, 2 fondazioni liriche, il teatro di prosa pubblico, 2 orchestre sovvenzionate. Quindi un patrimonio incredibile, ed è anche vero che questo dal punto di vista produttivo produce, secondo i dati di Unioncamere che ho letto l'altro giorno, 9.426 milioni di valore aggiunto, circa il 5,3% della ricchezza complessiva prodotta dall'economia regionale. Ma, ed è questo che voglio dire, tutto questo non basta, non può bastare. Il problema è che manca una regia che colleghi le tante disperse stanze di questo edificio, meglio di questo patrimonio. Non esiste un vero e proprio sistema culturale organizzato, manca una regia che sappia collegare tutte queste realtà. C'è una grande frammentazione, questo sì, c'è il rischio che tutto resti eterna periferia, con magari tanti piccoli campanili che però non dialogano tra loro e che pensano ognuno per sé, in qualche modo condannandosi ad una prospettiva più piccola. Ecco, io penso, in questo modo che voglio rispondere alla domanda di Barbara, serva un cambiamento profondo, serva un'azione che possa rilanciare questo enorme patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, che possa essere anche l'occasione di crescita economica, occupazionale, sociale, anche rispetto ai tempi moderni, anche rispetto all'avvento del digitale, anche rispetto ai progetti europei, anche rispetto alla possibilità di innescare il contributo di nuovi modi di vedere, per esempio a cominciare dalle nuove generazioni. Penso ad esempio alla necessità di un serio passo in avanti nel rapporto tra enti locali e articolazioni delle realtà statali, ponendosi per esempio la questione di come si relazionano nel territorio in concreto musei e altre istituzioni, musei e sovrintendenze che non possono essere torri d'avorio che in qualche modo sono distaccate e lontane. O ancora come debbano operare le fondazioni, se secondo logiche proprie e autoreferenziali oppure lavorando in sinergia con le comunità. Vedete, la cultura è rete e capacità di fare un vero e proprio network culturale, facendo in modo che la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo arrivino ovunque nella regione, non solo nei grandi centri, ma ovunque, evitando che le aree più deboli restino ai margini o siano escluse, e anche evitando di avere come unico obiettivo la mera conservazione dell'esistente, quando invece è necessario mantenere una spinta costante all'innovazione. La cultura è capacità di guardare avanti, innovazione, far sì che l'intero sistema possa crescere grazie all'ingresso di nuovi protagonismi e di nuove idee. Certo, naturalmente servono risorse pubbliche e private, serve quella regia dai vertici regionali che non è mai arrivata, serve la volontà politica di cambiare marcia. Tutto questo, devo dire, però non si riesce a scorgere. D'altra parte a livello nazionale abbiamo un governo sostenuto da forze che del resto sono ancora inchiodate alla famosa affermazione "con la cultura non si mangia", o che inseguono in modo tanto velleitario quanto improduttivo il richiamo ad un'identità chiusa e piccola, fuori dal tempo, incapace di confrontarsi appunto con la modernità e con un mondo in continuo cambiamento. I tagli alla cultura di questa legge di bilancio non fanno confermare quello che si fa, meglio quello che non si fa da 2 anni a questa parte. E da parte della Giunta regionale del Veneto è da tempo che assistiamo ad una gestione minimale in campo culturale. La Regione Veneto, lo dicono i dati, è quella che investe meno in cultura. Poche risorse, mal distribuite, in modo disomogeneo, spesso concentrate in pochi eventi senza una visione organica di lungo termine.
Si fa troppo poco confidando nella rendita degli attrattori culturali tradizionali. È una scelta questa, io penso, politicamente miope, perché la cultura non può essere affidata solamente alla rendita, e perché la cultura è un motore di sviluppo e può essere, come ho detto, una risorsa per la crescita economica, anche per la creazione di nuovi posti di lavoro. Ed è un potente strumento di coesione, di inclusione sociale, di cittadinanza, e tutti sappiamo quanto ce ne sia bisogno in un momento come questo, e sarà uno dei terreni di impegno più importanti che cercheremo di percorrere come Partito Democratico del Veneto in occasione e in vista delle prossime elezioni regionali. Un impegno del Partito Democratico e di tutte le forze dello schieramento per offrire ai cittadini e alle cittadine venete una prospettiva di cambiamento proprio partendo da queste cose, e cioè dalla convinzione che investire nella cultura e nel paesaggio con un piano serio, ponderato e ad ampio raggio sia uno dei modi per assicurare un futuro migliore alla nostra regione. Grazie. Grazie segretario. Il legame fra tutela del patrimonio culturale e tutela del paesaggio è stato affermato con forza nella Costituzione del 1948, secondo cui, nel testo originale, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Sono pochi in realtà i precedenti in cui i principi della tutela di paesaggio e patrimonio culturale sono entrati a far parte dei principi fondamentali di una Costituzione. Prima di noi solo la Repubblica di Weimar nel 19 e la Repubblica Spagnola nel 31. Consentitemi però di sottolineare l'evidente attualità del dibattito che nel corso del 1947 portò a inserire la parola Repubblica e non la parola Stato nell'articolo 9, su proposta proprio di Emilio Lussu. All'epoca si mosse perfino l'Accademia dei Lincei, espressamente pregando i costituenti di attribuire alla Repubblica i compiti di tutela, perché l'attribuzione alle regioni avrebbe reso inefficiente tutta l'organizzazione delle belle arti. In particolare in un documento che pubblicò l'Accademia dei Lincei e di cui diede ampia diffusione e che venne riportato dai padri costituenti in sede al dibattito in assemblea plenaria, disse: fa voti l'Accademia dei Lincei perché l'Assemblea Costituente voglia modificare la proposta della Commissione dei 75, che si riferisce all'ente regione, affinché siano conservati alla nazione i massimi musei e le gallerie d'Italia e non siano sottratti al controllo nazionale i grandi centri di scavo e di restauro dei monumenti. Ora, lo ha citato anche prima Roberto Tonon, viviamo un periodo in cui questi ragionamenti sono di nuovo oggetto di dibattito. Al di là di questo ragionamento che appunto potenzialmente apre le porte a un intero convegno sul tema sempre scottante del riparto di competenze fra Stato e Regioni, che coinvolge ovviamente anche il tema della cultura, è ora nel corso di questo dibattito ora di riflettere sul paesaggio, che come abbiamo visto negli intendimenti della Commissione meritava tutela e valorizzazione unitarie col resto dei patrimoni culturali del nostro Paese. Il tema è tanto più rilevante in quanto in Veneto da tempo evidentemente la questione del paesaggio, non solo quella dell'ambiente, è di straordinaria attualità, a maggior ragione qui, core zone della zona UNESCO Colline del Prosecco. Quindi diamo la parola all'architetto Michela De Poli, laureata in architettura presso lo UAV di Venezia, specializzata all'International Course Landscape Planning and Design alla Wageningen Agricultural University in Olanda, architetto del paesaggio, cofondatrice con Adriano Marangon dello studio MADE Associati, docente a contratto all'Università UAV di Venezia in urbanistica, in architettura del paesaggio, docente del Master in Urban Vision and Architectural Design Domus Academy a Milano e l'Università di Bologna in progettazione e pianificazione paesaggistica, corso di studi in progettazione e gestione degli ecosistemi agroterritoriali, forestali e del paesaggio. Prego, architetto.
Grazie dell'invito, grazie della presentazione e direi anche grazie dello stimolo a riflettere su un tema che ha una lunga storia, una storia di lunga durata e ha la storia di un lungo presente, no? Quello che cerchiamo di analizzare. Ho portato alcune riflessioni, non certo soluzioni, però come dire, potrei interpretarle come vie utili a raccontare anche l'impegno di Franceschini e come in qualche modo lo potremmo concretizzare, anche lavorando sui termini di lunga durata, ma con una restituzione, diciamo, ad un presente in evoluzione. Mi spiego. Il tema cambiare cura è in qualche modo il risultato appunto del tentativo di lungo corso di ragionare sul tema del paesaggio. Scusate perché ho anche questo che dovrebbe... ho preso come elemento di riferimento, come elemento d'aiuto, come potremmo dire, come aulica referenza quanto riportava Goethe nel suo viaggio in Italia. Certo, non abbiamo bisogno di ricordare quanto importante è il nostro paesaggio e di quanti elementi strategici dal punto di vista culturale e identitario egli abbia. Ma questo riferimento a Goethe mi permette di ragionare su molte cose che lui dice, prendendo questi appunti lungo il suo viaggio. La via che da Verona conduce a Vicenza è piacevolissima. Si va verso nord-est, costeggiando i monti e avendo sempre a sinistra i contrafforti, composti di sabbia, calcare, argilla e marna. Sulle colline che essi formano sono sparsi paeselli, castelli e casolari. Sono arrivato oggi da Vicenza in 4 ore in un carrozzino leggero per una sola persona che chiamano sediolo, senza altra compagnia che la mia persona. La strada si può percorrere facilmente in 3 ore e mezza, ma volendo godermi una giornata stupenda di aperta campagna, non feci pressione al venturino perché mantenesse i suoi impegni. Si cammina in una fertilissima pianura in direzione mezzogiorno e levante, con siepi, alberi, senz'altra vista e di lontano sorgono a diritta monti bellissimi che si estendono fino a levante. La quantità di piante da frutto fra siepi, sui muri, sotto gli alberi non si può descrivere. Perché prendere questo pezzo? Perché qui dentro c'è tutto. C'è la materia di cui è composto il nostro suolo, elemento che ne determina la qualità del paesaggio. Perché dentro c'è il tempo di percorrenza, il tempo della godibilità, ma soprattutto c'è l'occhio di chi queste cose le sa vedere. E da qui, prendendo in un veloce e brevissimo excursus alcuni dei documenti che in qualche modo raccontano volontà, difficoltà, incertezze e anche qualche risultato di alcuni riferimenti urbanistici e normativi che ci accompagnano dal 1939. Certo, zone meritevoli di tutela mediante apposito provvedimento. 1985, obbligatorietà, cosiddetta legge Galasso. 1986 attribuisce la valenza paesaggistica al piano territoriale regionale di coordinamento e ai piani di area. 1992, entrata in vigore del piano territoriale regionale nel 1994 per i piani di area. Si inserisce in questo racconto, che ovviamente do quasi per scontato nella consistenza temporale che sottolinea, no? Dal 1939, si inserisce la Convenzione europea del paesaggio. 2004 si conferma il regime vincolistico basato sull'individuazione dei beni paesaggistici mediante provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, articolo 136. Aree tutelate per legge, 142. Ma ci sono delle novità, finalmente delle novità in cui il piano paesaggistico si occupa all'interno del territorio regionale e non soltanto delle particolari aree di pregio rientranti nelle categorie generali individuate dalla legge 431 del 1985.
Un balzo, 2011, 2004, 2011, norme per il governo del territorio in maniera di paesaggio. Anche i singoli ambiti territoriali sono considerati prioritari per la pianificazione paesaggistica. Ora uso, attorno alla variante del piano territoriale regionale di coordinamento approvato nel 2020, la specifica considerazione dei valori paesaggistici e attraverso alcuni documenti che sono contenuti all'interno di un fascicolo importante in questo momento per la valorizzazione del paesaggio veneto, in cui sono messe come premessa 3 straordinarie considerazioni. Le trovo straordinarie perché vengono sottolineate, cioè perché in qualche modo in questo distillato, no, di significati si aprono delle suggestioni, dei pensieri e di conseguenza anche dei metodi operativi. Nel documento per la valorizzazione del paesaggio veneto le 3 accezioni parlano di un paesaggio con la lettera iniziale maiuscola e desinenza al singolare, perché sta a indicare una categoria concettuale autonoma. La parola di paesaggio ovviamente deriva dal francese paysage, lo sappiamo, insomma abbiamo approfondito questo tema, ma l'elemento importante è che mette l'accento su un'identità. Un'identità, il paese crea un territorio marcato, lo identifica, lo rende originale attraverso la mano dell'uomo. E quindi il paesaggio è dunque una complessa espressione dinamica delle relazioni fra fattori e processi naturali e culturali. Ma ancora, il secondo approfondimento, la seconda accezione di paesaggio di cui il piano si fa carico sono i paesaggi, con la P minuscola. Il termine paesaggi con lettera iniziale minuscola è desidenza plurale. Sta a indicare che non si fa riferimento ad un concetto astratto, ma a spazi, luoghi effettivamente esistenti, percepiti e vissuti, evidenziandone la loro diversità, complessità ed evoluzione nel tempo. Terza eccezione, terza categoria, a cui il piano intende fare riferimento, è quella dei beni paesaggistici. Gli adempimenti che il piano deve soddisfare in relazione ai beni paesaggistici sono molto articolati e chiaramente definiti dal decreto legislativo 42/2004. Ma si sottolinea che i beni paesaggistici giuridicamente distinti dai paesaggi ne fanno parte integrante dai punti di vista sistemico, strutturale e funzionale. E qui i sistemi di valore che sono contenuti all'interno di questo documento mi servono ancora, se fosse necessario, ma lo ritengo per ribadire, quali sono stati gli elementi che stanno componendo questo strumento, ma soprattutto una sorta di ulteriore risottolineatura su quello che è il territorio della Regione Veneto. Ambiti di paesaggio identificati in 14 settori, dall'alta montagna bellunese, la montagna bellunese, gli altipiani, insomma non lo leggo tutto, no? 14 settori, all'interno dei quali ci sono 7 siti UNESCO, diversamente distribuiti con un areale di importanza straordinaria. Ci sono le ville venete, che nella loro puntiformità, 3500, sono ville venete con testi figurativi edificati dal XV al XIX secolo. E sono le ville del Palladio. Tutti gli insediamenti di villa palladiana ricadono nel Veneto, 24. E sono i parchi e i giardini, 233 per Venezia, 35 per Belluno, 191 per Padova, 70 per Rovigo, 177 per Treviso, 445 per Verona, 168 per Vicenza. Sono anche i 250 forti, è anche archeologia industriale ed è anche architettura del Novecento. Dagli anni 20 con Terragni, Scarpa, Nervi, Gellner, insomma un lavoro incredibile, documentale, georeferenziato, con una quantità
straordinaria di informazioni che, diciamo, cercano di tenere assieme questi 150 immobili e aree di notevole interesse pubblico. Se pensate, il Friuli Venezia Giulia ne ha 50, e quindi cercano in qualche modo di restituirci, io direi, un presente più che un passato, uno stato dei luoghi che nel momento in cui lo stiamo definendo già ci sfugge di mano, no? Perché sta dentro ad una condizione, avete citato Venezia e questa è la mia immagine di riferimento, in cui molti fattori si sovrappongono. Quindi direi da un patrimonio di dati a una necessità di una velocità di trasformazione che in qualche modo si sta muovendo, alle attuali condizioni ovviamente di cambiamento climatico, alle mutazioni che coinvolgono anche solo il paesaggio fatto di vegetazione che ci coinvolge. Ma quindi perché prendere questa immagine come riferimento? Perché affinché quanto sopra brevemente tracciato possa determinare, non dico un cambiamento, ma un approfondimento culturale, è necessario educare al paesaggio, cambiando preconcetti, ma cambiando anche i linguaggi. Perché il carattere essenziale del paesaggio sta nella sua dinamica relazionale, perché è prima di tutto fatto di relazioni. E certamente contiene la natura, perché il paesaggio è ciò che fa entrare la natura all'interno dei mondi umani e sociali. Ha una dimensione territoriale, ma attenzione, non è un sito, perché è un termine insufficiente, è un concetto geografico obsoleto, riduttivo, statico, è una realtà spaziale in cui noi siamo all'interno, ma la dimensione territoriale, l'essere paesaggio, è una situazione in cui tra le componenti c'è anche il sito, ma si manifesta in grammatiche elementari che possono variare a seconda dei luoghi e dei tempi. È vettore certamente di identità e di esistenza, ma è riconoscibile solamente attraverso uno sguardo a cui corrisponde un approfondimento di storia, geografia, di socialità, di tecnica e di cultura, e che solo un occhio istruito può leggere, può comprendere e può anche trasformare. Una sorta di tattilità dello sguardo che è la condizione elementare della cultura paesaggistica. È uno sguardo clinico, capace di interpretare e quindi, tornando ancora al paesaggio come entità relazionale, in cui molte cose devono, possono e come dire, tra di loro stanno assieme, perché il paesaggio è instabile e dinamico, è un insieme di metamorfosi dalla lenta digestione. Quindi, se quel coacervo di informazioni di lunga durata che ci restituiscono, ripeto, non dei siti, ma delle situazioni, delle condizioni dell'essere, che fino a poco tempo fa, insomma, in qualche modo hanno tradotto un territorio veneto con delle enormi difficoltà, producendo, applicando al di sopra come se fossero due cose distinte, no? Il suolo e tutto ciò che ci appoggio e mi avvicino a questa eccezionalità. Quasi fosse applicando una sorta di metodo di questo oggetto su un suolo che riproduce uno schema mentale preventivamente elaborato, ma invece agire con il paesaggio, agendo su una materia dotata di vivacità propria e con la quale interagire in maniera adattiva e dinamica. Quindi collaborare con tutto questo patrimonio, collaborare con il suo suolo, biologico, agronomico, con i viventi, con la propria spazialità e temporalità, con gli umani, con lo spazio, col tempo, che è una delle questioni principali di lavorare sul paesaggio, che deve sempre tenere aperto il progetto. Diciamo che il cambiare cura è in qualche modo cambiare o educare all'attenzione, essere attenti e fare attenzione, perché noi siamo informati dei fatti, ma per raccogliere l'eredità attenta di Francesco Franceschini fosse il momento, finalmente, di educare al paesaggio. Grazie. Grazie mille architetto De Poli. Sono passati 50 anni, come abbiamo detto, da quel dicembre del 74. Il Ministero della Cultura, come si chiama oggi dopo tanti cambiamenti, sta vivendo una fase assai travagliata, con un'attenzione mediatica purtroppo per vicende non molto edificanti.
Non era sicuramente questa l'immagine che Francesco Franceschini e gli altri componenti della Commissione, eppure di Spadolini, che del Ministero fu il primo ministro, avrebbero immaginato per la loro creatura 50 anni dopo. Ma cosa significa oggi per il legislatore tutela e valorizzazione dei beni culturali? E come collaborano, se collaborano, oggi Governo e Parlamento nella definizione delle strategie di questo settore? Io girerei la domanda a Irene Manzi, capogruppo PD della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, che è collegata con noi. Benvenuta Buongiorno. Irene. Grazie Barbara e buongiorno a tutti. Ho seguito tutti gli interventi che hanno aperto e che hanno accompagnato questo incontro. Ci sono stati tanti ringraziamenti, però lo faccio io perché so come bene o male questo incontro, questo appuntamento si è pensato, e io ringrazio te Barbara davvero per aver costruito questo programma e questo momento di riflessione, di approfondimento intorno a, partendo appunto dalla figura di Francesco Franceschini, ma offrendo anche una possibilità di recuperare, secondo me, quello che è stato anche uno spirito, perché quella commissione, lo spirito che aveva animato quella commissione, ma anche, se vogliamo, quella stagione che politica, giuridica ovviamente, che poi si era tradotta anche in provvedimenti giuridici del nostro paese, quel fervore di normativo e quel fervore di cambiamento che tra gli anni 60 e gli anni 70 ha davvero segnato la storia del nostro paese. E in previsione, andando un po' a recuperare anche quella che è la mia formazione di storica del diritto, sono andata a recuperare appunto anche quegli impegni che la legge istitutiva che aveva promosso appunto questa commissione, la commissione Franceschini, aveva in sé, perché erano degli impegni molto importanti, secondo me significativi, ed è una riflessione che poi mi accompagnerà ovviamente nel mio intervento sull'oggi, sul presente, perché la commissione aveva degli impegni ben precisi appunto. Allora non c'era un ministero, c'era una competenza in capo alla pubblica istruzione, consapevoli anche del valore ovviamente significativo e importante che i beni culturali, c'era ancora una definizione tra l'altro legata più al bene in sé che a tutto quello che compone invece le attività, compone le tante deleghe e competenze che attualmente il Ministero riassume. Ebbene, quella commissione aveva 3 impegni, 3 obiettivi davanti a sé: quello di rivedere ovviamente le leggi di tutela che erano allora vigenti, quello di ordinamento del personale e anche di adeguamento dei mezzi finanziari. E il lavoro che fece, che fu un grande lavoro di ricognizione, di ripresa, di recupero e di analisi anche della situazione presente, poi ha trovato in quelle dichiarazioni, in quelle tesi, se vogliamo, che sono state alla base anche della costituzione del futuro ministero, degli impegni molto precisi e molto importanti, e li ho voluti riassumere in questo senso. Sono voluta partire anche da quel momento perché a mio avviso restituisce bene quel fervore politico e di prospettiva che animava coloro che lavoravano all'interno della commissione. Sono stati ricordati politici, tecnici, paesaggisti, esperti, che diedero coralmente davvero un loro contributo, e diedero un contributo che superava, tra l'altro, e questo è molto importante secondo me, una definizione per elenchi dei beni culturali che inevitabilmente riflette, se vogliamo, anche una visione statica del diritto, della norma e della cultura stessa, per una visione invece che puntava su cosa? Puntava su un elemento molto importante, l'elemento anche della testimonianza materiale. Era contenuto nella prima dichiarazione della relazione Franceschini, dell'esito appunto della commissione Franceschini: qualunque bene che costituisca, era la frase conclusiva, testimonianza materiale avente valore di civiltà. E quindi un ricollegare una riflessione intorno a cosa? Intorno al fatto e al valore importante che la cultura rivestiva e riveste tuttora rispetto alla identità, ma un'identità, e questo
secondo me è uno degli elementi che va più evidenziato anche rispetto al tempo presente. Un'identità che non è mai statica, non è mai immobile e soprattutto, ed ecco la mia riflessione sul presente, la mia riflessione anche nel rapporto tra il Parlamento ed il governo. Viviamo, come ricordavi tu stessa, un momento non facile, non felice. Andrea Martella nella sua relazione ha ricordato quelli che sono i pesanti tagli che in questa legge di bilancio, ma purtroppo non solo in questa legge di bilancio, perché ormai siamo alla terza manovra finanziaria, e la cultura davvero anche per non solo per la questione delle risorse, ma anche per lo spazio materiale, il numero degli articoli. Lo scorso anno c'era un unico articolo dedicato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Quest'anno siamo a 2 o 3, vado a memoria non avendo il testo appunto qui vicino, ma questo rappresenta anche quale peso e quale prospettiva il governo attuale voglia assegnare a questo Ministero. E badate, non sarò io, perché non condivido appunto né chi lo individua solo come un ministero dedito alla esclusiva conservazione, né chi dice che la cultura è il petrolio. La definizione di petrolio, devo dire, mi lascia abbastanza perplessa in questo caso. Ma quello che vedo mancare rispetto anche a stagioni, è collegato Walter Veltroni, che saluto e che come Ministro della Cultura ha inaugurato anche stagioni importanti legate proprio a un concetto dinamico, ad un concetto davvero di coinvolgimento pieno dei cittadini, del ruolo anche educativo e formativo e di sviluppo del nostro paese che la cultura poteva avere. È stata una stagione importante, abbiamo vissuto delle stagioni importanti e significative, l'apertura appunto progressiva dei musei, il coinvolgimento dei cittadini anche nel valore, nella consapevolezza del valore che il bene culturale poteva e doveva avere in questo caso, ma anche la stagione, io ho vissuto un'altra esperienza da parlamentare tra il 2013 ed il 2018, quella stagione non solo in termini economici, e qui è facile fare i conti, perché nel 2015 il bilancio del Ministero dei Beni Culturali ammontava a più di 5 miliardi, nella manovra del 2024 a 10 anni, per il 2025, quindi a 10 anni di distanza, ammonta a poco più di 3 miliardi. Ma non è solo una questione di risorse che sono state tagliate, è notizia riportata nei quotidiani di oggi la decurtazione, tra l'altro, anche dei fondi di sviluppo e coesione assegnati appunto al Ministero della Cultura. È una visione, e questa è la cosa più importante secondo me, anche di prospettiva che viene assegnata. La stagione che ha riguardato il periodo tra il 2015 ed il 2013 ed il 2018 si è caratterizzata anche per alcuni elementi importanti, secondo me, rispetto a una riflessione generale anche sui consumi culturali, ma sui consumi culturali intesi, la bellezza veniva ricordata prima in uno degli interventi iniziali come un diritto essenziale ed universale. Ecco, in quel momento penso a una misura come era quella della 18 della card per i consumi culturali assegnata ai diciottenni, si prevedeva che cosa? Si prevedeva che l'ingresso nella cittadinanza attiva al compimento appunto dei 18 anni porti con sé che cosa? Il diritto ad avere, il diritto essenziale e non la concessione da parte dello Stato, ma un diritto essenziale a consumare cultura, proprio perché il consumo culturale, l'avvicinamento dei più giovani anche alla cultura ha un valore di formazione importante e significativo. E quella stagione, quella visione, quella prospettiva oggi con cosa si scontra, diciamo, cosa è rimasto anche di quella entusiasmo e di quegli elementi con errori che possono essere stati compiuti, ma in generale con la volontà di favorire tra l'altro una relazione, un coinvolgimento anche più stretto. Penso alle misure legate ad esempio all'art bonus o anche al tax credit per allargare la nostra visuale anche oltre il semplice riflessione appunto sui beni culturali, ma su tutte le competenze del Ministero della Cultura. A che cosa assistiamo in realtà oggi?
da un lato appunto al taglio delle risorse, dall'altro a una sorta di rincorsa ossessiva appunto a quello che è un tema legato alla presunta egemonia culturale, ma tutto concentrato sul passato, tutto in realtà fatto con un occhio allo specchietto retrovisore, mi verrebbe da dire, piuttosto che a quello che è l'elemento dinamico, formativo, di sviluppo della cittadinanza anche, che la cultura deve avere e dovrebbe avere con sé. E dovrebbe avere con sé un principio non statico. L'identità è un concetto sempre difficile, tra l'altro, da manovrare, mi verrebbe da dire, e da utilizzare. L'identità è un concetto di per sé non statico e soprattutto che non si può concepire come invece le forze populiste e nazionaliste che in questo momento sono al governo non solo in Italia ma in molti paesi europei e non solo europei in realtà hanno. È un concetto di identità profondamente statico, profondamente pensato in opposizione, tra l'altro in senso spesso anche aggressivo rispetto agli altri paesi, se vogliamo alle identità che caratterizzano gli altri paesi. In realtà quello che si dovrebbe, di cui ci si dovrebbe riappropriare, sicuramente la cultura in questo senso svolge e può svolgere un ruolo molto importante e cosa che non riescono a capire gli attuali governanti, è proprio quello della estrema mobilità, della estrema dinamicità che si lega alla cultura, il valore, l'identità, la costruzione di un'identità che sia aperta ed accogliente in realtà, in contrapposizione a criteri fissi appunto e di inseguimento di un'egemonia culturale. Quello che vedo e purtroppo anche nell'assenza attuale di un dialogo e di una riflessione più profonda anche tra Parlamento e governo. La Commissione Franceschini era nata, capisco che era anche un momento storico e politico e istituzionale del nostro paese differente, ma era nata in un positivo confronto perché la legge istitutiva veniva dal governo, ma era il Parlamento che poi si era incaricato di lavorare con una commissione speciale su un progetto appunto di ricognizione, di costruzione, di prospettiva, di costruzione di una ministero dei beni culturali. Quello che manca in questo momento è anche un dialogo proficuo ed efficace, una riflessione anche proficua ed efficace intorno alle politiche culturali, intorno alle azioni anche che dovrebbero caratterizzare la cultura e che dovrebbero caratterizzare lo stesso ministero. Da un lato la ossessione appunto per l'identità e l'ossessione per l'egemonia culturale, dall'altro un processo anche che riguarda lo stesso ministero, la stessa strutturazione del ministero di profondo accentramento in realtà verso il vertice della struttura, che non porta mai bene, perché anche le stesse politiche culturali devono costruire, ce lo dimostra, io sono stata amministratrice locale e assessora alla cultura e l'ho visto anche nel rapporto appunto con il lavoro con le autonomie locali, nasce anche da un confronto positivo e proficuo tra il centro e la periferia, tra quelle che sono le istanze ovviamente che vengono dai territori e quel lavoro anche di grande coinvolgimento dei territori che deve portarsi avanti e il ruolo ovviamente di indirizzo e di politica generale da parte del Ministero. Invece in questo momento si accentua quasi una struttura piramidale in assenza tra l'altro di un confronto, di un rendere conto anche da parte dei ministri, anche da parte del governo alle istituzioni parlamentari e forse anche da parte delle stesse istituzioni parlamentari, delle forze anche politiche di maggioranza, di una accondiscendenza verso questo tipo di politica, una accondiscendenza che non è solo frutto ovviamente dell'appartenenza alle medesime forze politiche che compongono il governo, ma secondo me anche di un cambiamento profondo che anche l'istituzione parlamentare sta vivendo in questo momento e che non può essere oggetto ovviamente del convegno di oggi, ma che meriterebbe anche una riflessione più profonda, ma una mancanza di consapevolezza e quindi la necessità, a mio avviso, anche di recuperare quel fervore progettuale che ha caratterizzato la stagione della Commissione Franceschini, ma non soltanto la stagione della Commissione Franceschini, la stagione appunto legata anche alle leggi Bassanini degli anni 90, che appunto ha visto anche Walter protagonista in quegli anni al Ministero dei Beni Culturali, che si è caratterizzata anche per un rapporto non sempre facile, ma sicuramente importante e significativo di coinvolgimento e di lavoro tra il centro e la periferia. Le stagioni appunto dei governi passati
Invece in questa manca proprio una progettualità e lo vedremo adesso. La legge di bilancio è in fase di esame da parte della Camera. Noi ci auguriamo in questo senso che ci sia un recupero anche di dignità, mi verrebbe da dire, del ruolo che il Ministero dei Beni Culturali deve rivestire all'interno del nostro Paese. E lo deve rivestire non soltanto appunto per l'importanza e il valore che il patrimonio culturale hanno per la storia dell'Italia e del nostro Paese, ma lo deve recuperare per tanti elementi, per un elemento fondamentale legato alla povertà educativa e culturale che caratterizza il nostro Paese. Ci sono dati molto allarmanti diffusi dall'Istat poche settimane fa riguardo all'accesso alla cultura da parte delle generazioni più giovani. E quando penso all'accesso alla cultura penso alla visita a un museo piuttosto che all'accesso ad una biblioteca. Questi dati dovrebbero far riflettere sulla necessità in realtà di una strategia che recuperi la centralità di quelle strutture e di quel ministero, di una politica appunto che coinvolga il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Istruzione, insieme tutte le varie anime che compongono e competenze che compongono il governo, come del resto, se vogliamo, per fare un parallelo, è stata anche la strategia seguita dall'allora commissione Franceschini. E io mi auguro appunto, e l'incontro di questa mattina offre in realtà anche degli spunti importanti, secondo me, di riflessione e di attenzione. Secondo me, ecco, l'augurio e l'auspicio che faccio rispetto all'attuale, insomma, rispetto al presente, è la capacità di recuperare da un lato un confronto davvero più profondo e più efficace sui temi di grande riflessione appunto di politiche culturali intorno al ruolo e alle funzioni che il Ministero deve avere all'interno del nostro Paese, e dall'altro anche insomma un recupero da parte del governo attuale di una contemporaneità, mi verrebbe da dire, e chiudo dicendo contemporaneità in che senso, spiego la mia citazione. Contemporaneità appunto senza essere troppo occupato in realtà intestarsi presunte egemonie culturali che non esistono perché non si costruiscono in vitro in questo caso, ma andando a recuperare davvero una riflessione sulla contemporaneità e sul presente, non solo una conservazione appunto di quello che c'è stato, ma Sono connesso. il recupero di saluto Piero che si è collegato intanto, il recupero davvero di una strategia complessiva che sia in grado di dialogare positivamente tra il centro e la periferia, tra il Ministero e le sue strutture periferiche, che recuperi la centralità anche nell'assegnazione dei fondi e delle risorse a tanti presidi culturali che sono presenti nel nostro Paese, anche nei centri minori, e quindi una strategia anche di condivisione e di coinvolgimento e di consapevolezza soprattutto delle comunità locali anche sul valore dei beni che ci sono nel loro territorio, che quindi andrebbero tutelati, promossi e valorizzati, soprattutto senza stare appunto all'ormai superato, se vogliamo, dibattito se l'essere più a favore della tutela o più a favore della valorizzazione. I due elementi si tengono insieme al di là appunto delle definizioni normative, anche penso al titolo quinto in questo caso, insieme devono collaborare e lavorare insieme. Ecco, io vorrei che si recuperasse da un lato, per avere l'esempio della Commissione Franceschini, da un lato una visione e una capacità di guardare e di progettare al futuro, e dall'altro recuperare quella passione e quell'entusiasmo che in realtà aveva caratterizzato i lavori di quella commissione, proprio perché penso che sia la cosa di cui più ci sia bisogno in questo momento per impostare una strategia anche di politiche e di azioni culturali per il sistema Italia, per il nostro Paese, e che parta anche da una forza politica e soprattutto da una forza politica come la nostra che a questi temi, devo dire, lo rivendico con orgoglio, ha sempre guardato con passione, interesse, partendo dall'esempio di tante realtà locali, tra l'altro facendo di gestione di attività, esempi virtuosi in questo senso, che sono partiti dalle comunità locali e che poi sono stati messi a sistema anche su scala nazionale. Penso che vada recuperato anche quello spirito positivo di confronto anche nelle nostre azioni come partito, tra l'iniziativa di oggi nella plastica testimonianza in realtà tra il centro e la periferia, quindi il dialogo virtuoso tra i tanti esempi e le tante realtà e quell'attività
attivismo anche importante e positivo che nei vostri centri, che nelle comunità locali c'è, per portarlo poi in una politica, in una progettualità, in una visione poi su scala nazionale. Grazie mille, Irene. Abbiamo detto che questo convegno non ha solo uno sguardo rivolto al passato. Gli anniversari che ricordiamo oggi sono e devono essere uno stimolo per guardare all'oggi e al domani. Uno degli elementi che sono molto cambiati in questi decenni è il ruolo delle fondazioni nel mondo della cultura, siano esse pubbliche, private o di partecipazione. Pensiamo tra le pubbliche alla Fondazione Brescia Musei, nel nostro territorio la Fondazione Oderzo Cultura o la Fondazione Musei Civici di Venezia. Tra le private pensiamo alla Compagnia di San Paolo, alla Fondazione Prada o alla Fondazione Pinot, quella che gestisce Palazzo Grassi. Il Museo Egizio di Torino, ad esempio, fondazione di partecipazione, è stato il primo caso di collaborazione tra l'allora MIBACT e oggi i soggetti privati per la gestione e la valorizzazione di beni culturali pubblici. Le fondazioni di origine bancaria in particolare rappresentano ormai uno dei pilastri degli investimenti in arte e in cultura in Italia. Lascio quindi la parola su questo tema al professor Giuliano Segre, presidente della Fondazione Venezia 2000, già professore ordinario di economia in diverse università italiane, tra quelle l'UAG e la Sapienza, e anche straniere. Già consigliere del Ministero del Tesoro su questioni relative al sistema creditizio, consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 90 e già negli anni 2000 amministratore di Arcus SPA, una delle società che si occupano per conto del Ministero dei Beni Culturali di promozione culturale. Prego, professore. Sì, grazie. Io cercherò di comprimere al massimo l'attenzione, l'intervento e l'attenzione intorno ai temi che oggi già in grande quantità si sono presentati di fronte alla nostra attenzione. Lo farò poi con un particolare segmento dei problemi economico-culturali, di un segmento operativo che da una trentina d'anni ormai occupa le colonne dei giornali economici, illustrando questo nuovo soggetto che partecipa alle attività culturali con una presenza consistente anche di dimensione economica. Lo faccio volentieri cercando fra l'altro di collocare questa strana questione delle fondazioni bancarie, che poi sono uno specifico del nostro paese, in altre realtà esistono ma con dimensioni assolutamente diverse. Lo faccio con particolare attenzione perché risalgo anch'io, già aleggiato in alcuni dei precedenti interventi, al grande tema che con la cultura non si mangia. È stata intestata all'onorevole all'onorevole Tremonti l'affermazione in questo senso. Lui ha negato di essersi mai espresso in quest'ambito, ha detto anzi che semmai è l'altro Franceschini, Dario, che si occupa di fenomeni di questo genere perché coltiva GNAM, Galleria d'Arte Contemporanea, Galleria Nazionale d'Arte Contemporanea, espressione che viene sintetizzata in questo ciclo, in questa sintesi, giusto per permettere una battuta di scherzo, diciamo, ecco, in questi termini. Però il tema, se Tremonti davvero non ne ha parlato, l'ha lasciato intendere che comunque il tema si presenti fortemente ed è uno degli argomenti principali del nostro contemporaneo, del ragionamento. Con la cultura si mangia, con la cultura si entra in una sfera di attività economiche che non comprime l'atto culturale, ma si estende nella realtà contemporanea che non prevede più il singolo
maestro che lavora per il singolo soggetto che gli richiede di fare un decoro per il proprio castello o per la propria città o per la propria capoluogo. Quindi siamo di fronte a una realtà importante in questo senso, dove la cultura ha anche i numeri del pesare oppure no. E in questo senso io userei, eccole, compaiono adesso, alcune illustrazioni quantitative, grafiche quantitative che consentono di seguire il ragionamento che io seguirò di là, per cui continuo a poterlo rappresentare. No, ecco, in quella prima slide che trovate là indicate, per quanto piccolo sia, quella indicazione al terzo livello rappresenta il peso delle fondazioni bancarie e nel complessivo censimento dei soggetti non profit che operano nel nostro Paese. Nella grande indicazione che dell'estremo sinistra, vediamo un po' perché come siamo indicati, estrema sinistra, ci stanno tutte le attività di tipo economico-culturale che attengono che si esprimono nel censimento delle attività non commerciali, non industriali, ma subito dopo poi voi troverete la rappresentazione delle cooperative e poi quel piccolo segno di 8.296 soggetti, quella sbarrettina piccola là, perché è tutto in livello, allo stesso livello, è rappresentato dalle fondazioni in Italia. Le fondazioni in Italia sono dei soggetti abbastanza complicati poi da seguire, sembrano semplici, ma rappresentano un modo di muoversi nell'ambito economico senza la rincorsa del risultato economico, dell'utile economico, ma operando invece per un obiettivo preciso. Qui noi parleremo poi di fondazioni che si indirizzano verso le attività culturali, ma ce ne sono altre che si indirizzano verso anche altri ambiti medicali o ambiti anche dell'istruzione, diciamo, che il nostro Paese ha messo in piedi come livello istituzionale nella fine dell'Ottocento, ma che ha messo in piedi come soggetto operativo nell'ambito delle banche con l'intervento del ministro Giuliano Amato, prima che diventasse Presidente del Consiglio. Giuliano Amato è stato Ministro del Tesoro ed è lì che è nata l'impianto che ha tradotto dalle banche un soggetto che è capace di operare non tanto nello scambio delle dimensioni finanziarie, ma nell'intervento delle dimensioni finanziarie a intervenire in alcuni settori. In particolare, e lo dico subito togliendo interventi specifici, in particolare nel campo della cultura. E questo è indicato negli elenchi che noi abbiamo seguito. Potrei passare direttamente alla illustrazione dell'operazione di Amato, in modo tale che lo si capisce, ecco qua, che lo si capisce immediatamente. Da quella che era la banca Cassa di Risparmio di Venezia, e che è indicata dall'immagine commerciale che compare dall'estrema sinistra del quadro che vedete, sono state estratte due funzioni. La funzione bancaria, che è quella che da basso vedete e che ha poi dato prosecuzione, perché è alla banca Cassa di Risparmio di Venezia, banca che fra l'altro è stata per alcuni periodi la prima banca Cassa di Risparmio costituita nel nostro Paese nel 1822 con gli austriaci. Torniamo in ambiti che qui non sono sconosciuti. Nel 1822 la Cassa di Risparmio di Venezia fu la prima con un impianto formale preciso in quel settore, e poi si è sviluppata, è cresciuta, è una banca
che è andata avanti con tutti i connotati delle casse di risparmio nati intorno al fatto di non dover dare un dividendo a nessuno, poiché la banca non è di nessuno ma è padrona di se stessa, si teneva il dividendo dentro, per cui è diventata bella grassoccia e disponibile ad attività importanti. Tanto è vero che l'attività più importante che ne nasce dal sistema delle fondazioni, dal sistema delle casse di risparmio, che era uno dei sistemi delle banche italiane con la legge del 1936 che impostava tutto il sistema delle banche in diverse categorie, casse di risparmio, banche nazionali, credito agrario e via così. Il sistema delle casse di risparmio è uno di quelli che è vissuto tranquillamente su se stesso con capacità di risultato positive, giusto perché dividendi non aveva da dare, ma semmai qualcosa da dare al territorio. Questo qualcosa da dare al territorio è stato codificato nelle fondazioni che hanno assunto questa attività di rapporto con la realtà locale attraverso un soggetto istituzionale presente nel codice civile, nel libro primo e non nel libro quarto, quindi ci si occupa di economia ma con cautela rispetto all'impianto generale del sistema bancario, del sistema aziendale, ma con una certa libertà. Ecco come dalla Cassa di risparmio di Venezia nel 1992 si è proceduto in questa gestione di le due funzioni, quella bancaria e quella di rapporti col territorio, creando due funzioni. Questo è accaduto ovunque, è accaduto a Milano dove si chiama Cariplo, è accaduto in 86 luoghi in cui esisteva una cassa di risparmio che poi ha operato in questo senso. Per la verità erano casse di risparmio molte anche piccole, e quindi non è cresciuto è un rapporto essenziale in questo senso. Sono 86 le fondazioni, lo trovate nella prima riga che l'ha rappresentata, possiedono un patrimonio di 41 miliardi di euro complessivamente. Tenete conto però che solo a Milano di questi 41 ce ne stanno quasi 10, ecco, per intenderci, che operano in questo senso. Nel Veneto non ce ne sono più. Non ce ne sono più di banche, di casse di risparmio, non le trovate più. Se andate in cerca di una cassa di risparmio di Venezia o una cassa di risparmio di Padova, non la trovate. Trovate altre banche che pian piano hanno assorbito questo sistema e la fondazione è rimasta. Prima utilizzava le utilità che venivano come risultato dal mondo bancario che gliele passava. Oggi la fondazione partecipa invece nella funzione di proprietario per una quota minore relazionata all'importanza della fondazione della banca della Cassa di risparmio che ora essa rappresenta nel sistema bancario. Nel Veneto sono poche. Le fondazioni ripetono il sistema delle banche, esiste la maggiore che è la fondazione di Padova, poi la fondazione di Verona, poi la fondazione di Venezia ed è il sistema che viene rappresentato nella slide successiva, in cui trovate nella slide successiva che indica la scala delle fondazioni, eccola qui, che indica la scala delle fondazioni bancarie nel nostro paese. Sono 86. La fondazione di Venezia è quella che viene lì in una dimensione piccolina, che già appartiene al secondo gruppo di qualità del sistema fondazionale. Il sistema fondazionale è presieduto dalla Fondazione Cariplo, che è la maggiore, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT Cassa Risparmio di Torino,
dalla Fondazione Cariparo, Cassa di risparmio di Padova. Si ripete la dizione Cassa di risparmio nel titolo di questi soggetti, che sono in realtà delle fondazioni che operano sul territorio. E questo è un tema non di piccola importanza per il Veneto, perché in questo senso si può avere una presenza di un intervento economico, di un soggetto capace di intervento economico diverso dal sistema bancario, che non c'è più. Quindi non ci sono più tutte quelle, la Cassa di risparmio di Padova, la Cassa di risparmio di Verona, la Cassa di risparmio di Venezia non esistono, sono tutte confluite dentro le grandi banche. La banca che risiede a Torino e che è la principale banca italiana, così come l'altra banca che sta tentando una scalata nel mondo finanziario europeo, che è quella che contiene la Cassa di Verona, la Cassa di Torino e via così. Questo è il quadro di questo mondo che sovente rappresentato ma poco illustrato nelle sue funzioni, ha ormai assunto la funzione di operatore finanziario, livello che è di particolare importanza, perché se qualcosa succede di funzionamento del sistema europeo, se qualcosa di massima succedesse, che si crea una politica europea complessiva, sarà sempre nel campo finanziario piuttosto che non nel campo automobilistico. Dove si fanno le automobili si continuerà a fare le automobili, magari non più col motore a scoppio, ma comunque tanto è vero, e questo ha creato anche dei problemi mica da poco, perché in alcuni luoghi il fare le automobili è un po' declinato come attività. Io sono cresciuto, non nato, ma cresciuto a Torino, e la Fiat era l'obiettivo. Se fossi rimasto a Torino mi sarei iscritto a ingegneria per fare l'ingegnere della Fiat. Per fortuna sono scappato via prima e sono finito in un luogo sconosciuto per me, che era l'Università Ca' Foscari, dove non si parlava di automobili ma di realtà culturali, in campo economico, ma anche in campo di cultura più complessiva, di conoscenza del mondo culturale. E oggi mi dicono che i miei colleghi, dopo poi mi sono fermato in quella università e ci ho passato la vita, anche alternando sempre le presenze romane, mi dicono che sono in grado di insegnare qualcosa, non la lingua, ma qualcosa intorno alla cultura di 66 unità operative nel mondo. Quindi di 66 non lingue, perché è qualcosa di meno e di più che non le lingue, è l'influenza sul territorio che si ha in quest'ambito. Ecco dove le fondazioni hanno un senso. Sono soggetti che non devono maturare un utile e darlo all'investitore, ma devono maturare un risultato qualitativo, altrimenti non servono. E infatti molte delle piccole fondazioni che vedete qui indicate in quest'altra slide, che è un po' pallido nella verità, ma che comunque rappresenta il luogo delle fondazioni trivenete nello schema delle 86 fondazioni bancarie esistenti, e come vedete ce ne sono di vario tipo. Quella di Venezia comunque sta in un livello non altissimo, quelle delle regioni a statuto speciale hanno una qualche qualità in più che gli conserva spazio. La Fondazione Cassamarca, che era qui vicino, ha fatto una fine, come dire, non una fine, ma una riduzione, una velocissima riduzione del proprio potere economico in un periodo di scarsa qualità di governo della medesima. Io non vorrei intrattenervi di più su questo tema,
perché è un tema complesso che va più vissuto che non studiato, proprio perché sono soggetti, 86 fondazioni ci sono bancarie nel paese. Chi sta a Torino ne vede l'influenza importante. Abbiamo presente un esito di un rapporto proficuo delle fondazioni con l'uscita del Museo egizio dal sistema pubblico, dall'uscita temporanea del sistema pubblico, per l'intervento operativo, oltre a una frangia di poteri locali amministrativi, di 2 fondazioni bancarie che di fatto hanno preso in custodia la tutela delle mummie che nel museo stava e che veniva considerata come un fatto di cultura come dire, occasionale, già che se passiamo da Torino vediamo anche, ma soprattutto in una dimensione espositiva. Faccio questo esempio perché è un esempio un po' classico, ha portato a conclusione col ministro, non mi ricordo più come si chiamava, Urbani, sì, l'avevo detto prima. Il ministro Urbani, approfittando di un momento di tranquillità interna nella gestione del museo egizio, perché il gestore tradizionale era andato in pensione, quindi non c'era in quel momento una tensione a mantenere l'istituto, è riuscito in un'operazione che poi non ha potuto generalizzarsi in altre occasioni, di trovare 2 generazioni, in particolare Torino aveva disponibilità in questo senso, che prendevano in affitto l'attività espositiva delle mummie, per capirci, e di tutto il resto, per un certo numero di anni, garantendo la gestione e garantendo anche il miglioramento della gestione operativa, senza toccare l'ambito che là veniva raccolto, essendo stato raccolto dai Savoia, eccetera, eccetera, ma organizzando il sistema espositivo in maniera moderna, efficiente e richiamante l'attenzione, per cui il museo egizio è poi giunto, ma ne avremo indicazioni specifiche, a livelli di alta qualità e di alta responsabilità anche nell'operatività che accompagna il Museo Egizio di Torino, e senza fermarsi. Però questa è una delle cose che si possono fare. Purtroppo quello che più che altro le fondazioni hanno fatto è quello di aggregarsi insieme, mettersi insieme, quindi da 86 che erano, restano 86, ma molte sono collegate in qualche riferimento finanziario, e per cui in realtà poi ne abbiamo 2 o 3 che comandano nel fare queste operazioni, e nessuna nel Veneto. Questo è un po' il tema che oggi io voglio proporre, che è una dimensione tra cultura e attuazione delle attività culturali, impianto operativo a favore dei visitatori e degli abitanti, che si sono sviluppate. Io lascio qui poi per la documentazione futura, sono delle slide che hanno numeri e immagini di qualche complessità, e mi limito a dire che questa capacità di fornire informazioni al sistema territoriale sulla base di operatori finanziari e non più raccoglitori di fondi, ma investitori semmai e di promotori di attività operative sulla realtà, è un tema che si è sviluppato a partire da quella intuizione del ministro di Giuliano Amato degli anni 80, e poi si è sviluppata e porta agli anni 20-24 del secolo successivo un complemento di soggetti che possono operare fortemente per l'utilità del Paese, ma per i quali vi è scarsa dimestichezza e soprattutto il terrore di un errore che sempre viene ripresentato negli ultimi tempi, del fatto del reddito eccessivo del sistema finanziario, del sistema bancario, del sistema finanziario, al reddito eccessivo dal quale prelevare fonti che potrebbero essere utili in maniera diversa. Sono utili così,
perché stanno facendo la linea politica non più delle banche, ma della situazione finanziaria del Paese, collaborando fra di loro e sovente anche iniziando l'integrazione con la finanza altrui, con le istituzioni di finanza altrui nel nostro sistema europeo, che dovrebbe essere una delle strade principali per l'accorpamento. Se non hai più accordi fra banche internazionali, qualcosa stanno provando esattamente in questo periodo. Però in realtà non è tanto quello, cioè mettere insieme due produttori di beni che fanno lo stesso bene è diverso dall'essere proprietari dello stesso bene e ceduto con un unico gestore e un unico capace di operare. Quest'unico potrebbe essere un sistema finanziario, e se i sistemi finanziari, non dico diventano 37, ma diventano un sistema più compatto di sistemi finanziari che coprono l'impianto politico europeo che si presenta oggi in una dimensione minoritaria rispetto ai grandi protagonisti, ahimè, nel campo bellico, ma anche in quello finanziario, è necessario come complemento. Io sono certo di non vederne il risultato nel concreto, ma l'effettivo accorpamento delle strutture finanziarie più che non delle strutture bancarie. Ora, infatti, le banche in realtà lavorano sempre meno, no? Lavora sempre di più il computer per servire i servizi all'utente delle banche. Qui noi abbiamo allora, forse non più rappresentato in questo momento, ecco qui, possiamo tenere questo sul quale concluderemo, la rappresentazione dell'attività di questi sistemi finanziari che dicevo. In questo momento vi è una funzione di sistemi finanziari che operano per concentrare le informazioni culturali, e lì rappresento semplicemente il fatto che, trattandosi in questo periodo, quest'anno, dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, è in atto un livello celebrativo di quanto fece Marco Polo per l'utilità del mondo, ma soprattutto per l'utilità del mondo che aveva rapporti con la Cina, che era Venezia in quell'epoca, quanto nel 700 anni fa, morendo, ci ha lasciato, oppure 750 anni fa, costituendosi, ha determinato il sistema che noi intestiamo a Marco Polo, nel senso del protagonista del rapporto relativo tra Europa e Venezia, tra Europa e Asia e Venezia, e che quindi rappresenta più o meno un luogo di avanzamento per il mondo, per il Paese, e in questi termini si possono forse vedere anche traslare le informazioni di tipo economico, le informazioni e le politiche di tipo di salvataggio delle realtà terrestri prima che scoppino, ma anche tenere sotto controllo meglio, perché il denaro sovente accompagna questa capacità, le spinte operative che nel mondo vi sono a coprire spazi altrui con la propria presenza. Diciamo poi questo come tema più generale. Questa è un'attività che viene compiuta correntemente ed interessa in questo momento anche il Ministero dei Beni Culturali, che è sotto la sua attenzione l'avvio di un'attività operativa intestata a Marco Polo, che si vede sviluppata nella realtà di Venezia dalla Università Ca' Foscari e dalla Fondazione Venezia 2000 che io rappresento, che è un estratto di quel meccanismo evolutivo delle fondazioni bancarie che si è resa autonoma anche per operare in quest'ambito.
Marco Polo, il recupero delle funzioni di Marco Polo potrà durare quest'anno ed è in corso e se ne vedono le evidenze e sono molto interessanti e potremo anche un giorno dare un'informazione più approfondita intorno a questo, e dovrebbe svilupparsi per altri 2 anni, per il 25 e per il 26. Una delle cose che c'è in questo momento è che i bambini, un nucleo di bambini veneziani e un nucleo di bambini cinesi nelle loro reciproche città stanno vedendo il contesto, disegnandolo e scambiandolo con un rapporto operativo coordinato dal sistema sistema che abbiamo messo in funzione. Ecco, queste sono le cose che intorno al tema banca possono evolversi, anche se con una visione molto, molto provvisoria, diciamo, perché il mondo non è che è così facile da comprendere nei suoi sviluppi. Ma questo è l'evoluzione di quella primissima intuizione che, mettendo insieme le attività culturali, dai al Paese una spina dorsale per portare avanti le questioni e che noi abbiamo sentito trattare dal Francesco Franceschini, che è stato ampiamente illustrato precedentemente. Grazie professore. Un elemento è sicuramente evidente a tutti quanti noi al giorno d'oggi: l'inscindibilità tra beni culturali, memoria e identità personale e identità collettiva, identità nazionale e identità locale. Torino è l'esempio lampante di come l'identità di una città e l'immaginario collettivo su di essa può cambiare grazie alla cultura, senza dimenticare le proprie radici, di come il suo sviluppo e la sua crescita possano trovare nella cultura un asset fondamentale. Dalla factory town entrata in crisi tra anni 80 e anni 90 a città culturale, universitaria e ora anche turistica, col Museo Egizio al 7° posto in Italia per numero di biglietti venduti, 1 milione, se non vado errata, l'anno scorso. I musei reali 11° e la Venaria Reale 20°. Darei quindi la parola a Piero Fassino, deputato eletto nel nostro collegio, per il suo intervento dal titolo La cultura come elemento identitario che genera crescita della città, trasformazione, sviluppo e internazionalizzazione. Grazie, mi sentite? Sì. Grazie di questa possibilità. Vi chiedo scusa di non essere in presenza, ma oggi c'è la concomitanza di 2 convegni in cui tutti e 2 sono relatore e quindi ho dovuto organizzarmi in questo modo. Vado subito alla questione. Ringrazio naturalmente Barbara Denardi e tutti voi e vi saluto, e vedo che la frequenza del convegno giustamente dimostra l'attenzione al tema che abbiamo posto. Vado subito al punto. Tradizionalmente la cultura in un modello di sviluppo è stata a lungo considerato un fattore aggiuntivo. Cioè c'era un modello di sviluppo industriale, agricolo, terziario, e a cui si aggiungeva naturalmente anche, nella organizzazione della vita di una comunità o di un sistema, un investimento culturale, ma che era sostanzialmente considerato un elemento aggiuntivo. Tanto è vero che quando si ponevano problemi di carattere finanziario, penso ai bilanci pubblici, la prima cosa su cui si interveniva per tagliare era la cultura, perché lo si considerava un bene aggiuntivo, non superfluo, ma non così rilevante, così importante da poter da essere considerato strategico e centrale. Questo approccio fortunatamente si sta via via superando. La cultura è un fattore costitutivo di un modello di sviluppo, non un fattore aggiuntivo. Io credo che questo sia il punto che bisogna acquisire. Poi concluderà il nostro convegno Walter Veltroni, che saluto, che ha come Ministro della Cultura fatto esattamente, come dire, una grande azione per far acquisire questo concetto della cultura come un fattore costitutivo e non aggiuntivo. E vi faccio un esempio che, diciamo, mi consente di essere rapido.
Quando ero sindaco, a un certo punto mi chiede un colloquio l'amministratore delegato di una grande società multinazionale asiatica. Viene e mi dice: abbiamo deciso di mettere il vostro centro di ricerca a Torino. Io gli dico: sono felice, ma siccome l'unica cosa che a Torino non ha è il petrolio, mi spieghi perché siete venuti a Torino? E lui mi dice: per 3 ragioni. Perché è una grande città industriale, c'è un background industriale e tecnologico utile alla nostra attività di ricerca, perché è un politecnico di eccellenza che è uno sparring partner fondamentale per la nostra attività di ricerca, perché Torino è una città in cui si investe molto in cultura e la qualità della città è tale da essere capace, grazie all'investimento culturale, di essere attrattivo per ogni tipo di attività e ogni tipo di sviluppo. E questo è il punto. Oggi nell'economia globale, nel mondo globale, la competitività non è solo tra imprese, è sempre più tra territori. E i territori diventano decisivi nella loro capacità attrattiva. Nessuno porta il suo investimento, la sua azienda, la sua impresa in un territorio desolato. Va dove c'è una ricchezza sociale e culturale. E quindi la cultura è un elemento decisivo per costruire un modello di sviluppo che sia forte, capace di fecondare un territorio per una pluralità di attività. Perché se tu investi fortemente in cultura, questo significa sostenere appunto un innalzamento qualitativo di un sistema produttivo attraverso la ricerca, attraverso l'innovazione, attraverso una qualità culturale alta che inerisce a tutte le attività, ne attrae a sua volta altre di questo tipo e questo, diciamo, determina una qualità dello sviluppo più alta dal punto di vista produttivo, dal punto di vista del consumo e dal punto di vista sociale. Torino è un caso classico di questo ragionamento che sto facendo, ma non è l'unica. Pittsburgh è stata per 1 secolo e mezzo la città dell'acciaio, la capitale mondiale dell'acciaio. Poi l'acciaio ha conosciuto la crisi anche negli Stati Uniti, che ha conosciuto in tutto il mondo, no? E oggi Pittsburgh è un gigantesco centro di sanità internazionale, è un centro di formazione di alto livello, si è riconvertita investendo in cultura, in attività terziarie e ha cambiato il suo profilo. Bilbao era il porto del nord della Spagna e la dimensione di Bilbao era una dimensione portuale e industriale. Voi oggi andate a Bilbao e trovate un'alta città e non a caso la Fondazione Guggenheim ha inserito, si è insediata a Bilbao e una delle attività culturali principali della città oggi si sviluppa attorno a questa fondazione. Torino ha conosciuto la stessa dinamica. Torino per 100 anni è stata una grande città industriale, anzi la capitale manifatturiera. Poi Milano è stata la capitale di una pluralità di vocazioni, ma dal punto di vista della manifattura, dalla fine dell'Ottocento fino agli anni '80 del Novecento, Torino è stata la capitale manifatturiera del paese. E lo sviluppo della città è da tutti conosciuto e che, diciamo, è stato costruito intorno alla manifattura di cui la Fiat era il simbolo e il pilastro fondamentale. Poi, con l'avvento della globalizzazione negli anni '80, si è prodotta una crisi profonda di quel sistema produttivo industriale e la città ha dovuto fare i conti col fatto che quell'industria che per 1 secolo aveva dato tutto, aveva dato sviluppo, aveva dato prosperità, aveva distribuito ricchezza, aveva garantito la crescita, tanto è vero che Torino passa da 700.000 abitanti nel 1945 a 1.250.000 30 anni dopo, no? Quindi una crescita demografica enorme data da immigrazione, perché si veniva a Torino perché c'era il lavoro, c'era lo sviluppo. Negli anni 80 del Novecento una crisi profonda, in virtù dell'irruzione della globalizzazione anche sull'economia e sul mercato italiano, ha prodotto una crisi di identità, non solo una crisi produttiva, perché una città che per 1 secolo si identifica in una vocazione, nel momento in cui quella vocazione viene in crisi, vive non solo una crisi produttiva, vive una crisi sociale, vive una crisi di identità. E la città ha dovuto quindi, fare i conti con questo. E dopo 10 anni, tra l'80 e il 90, sono stati anni tristissimi di grigiore, in cui la città declinava e la percezione era solo declino.
poi si è metabolizzato il fatto che era inutile avere nostalgia del passato e si è cominciato a lavorare sulla pluralità. Torino per un secolo è stata definita, una formula che molti hanno sentito, città una vocazione. Oggi a Torino questa formula non esiste più e nessuno la usa più, perché la scommessa che è stata fatta è quella di coltivare una pluralità di vocazioni. E questa pluralità di vocazione, partendo naturalmente dalle radici, ha avuto nella cultura uno dei volani fondamentali. L'ho avuto dal punto di vista del rapporto tra il sistema industriale e la sua evoluzione, con un forte investimento nella ricerca, nell'innovazione, nell'alta formazione universitaria e post-universitaria, cioè la cultura come un volano fondamentale della riconversione, della riqualificazione del sistema tecnologico e produttivo della città, e come grande investimento culturale nel sistema culturale della città, facendo diventare il sistema culturale un'altra delle vocazioni fondamentali della città. Quando ero sindaco e uscivo dal Palazzo Comunale in quegli anni e trovavo molti turisti che venivano a Torino. Torino è diventata una città turistica grazie agli investimenti culturali. Cristian Greco potrà darvi le cifre di quel gioiello fantastico che è il Museo Egizio, no? E trovavo cittadini, mi fermavano ovviamente riconoscendo e mi dicevano: ah, ma noi non sapevamo che Torino fosse questa città così bella, perché l'immagine e il profilo che si vede a Torino era la fabbrica, era l'industria. Nell'investimento culturale forte che si è fatto, tu hai cambiato non solo l'assetto economico e sociale, la sua immagine, e hai sviluppato altre vocazioni. No? Quindi, da questo punto di vista, io l'ultimo anno di sindacatura piena mia, 2015, i musei di Torino, statali e cittadini e locali, hanno staccato 5.600.000 biglietti, staccati, quindi contati. 20 anni prima, se un turista arrivava a Torino, si pensava che avesse sbagliato a prendere il treno. Cioè, no, è cambiato il profilo della città, grazie naturalmente al fatto che la città, essendo stata capitale continuamente dal 1573, quando Emanuele Filiberto porta la capitale del Ducato di Savoia a Torino fino all'Unità d'Italia, è chiaro che aveva per esempio un patrimonio architettonico straordinario, no? Palazzi reali e tutto ciò che, diciamo, si costruisce in una capitale dal punto di vista architettonico, grazie al fatto che l'essere stato Torino una città industriale importantissima nel decollo industriale del paese alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, quando l'industria era la modernità, quella modernità aveva trainato altre modernità già allora. Il jazz nasce a Torino, il cinema nasce a Torino, la radio nasce a Torino. Ma non perché a Torino ci fossero cervelli particolari, ma perché, come dire, la modernità industriale trainava e trascinava, no, tutte le nuove frontiere, le nuove modernità, comprese quelle culturali. Quindi Torino aveva un background culturale molto forte nella sua storia e poteva finalmente, diciamo, nel momento in cui doveva allargare le sue vocazioni, da lì ripartire per rilanciarlo e fare della cultura una delle vocazioni strategiche della città. Non a caso, partendo dal fatto che il jazz è nato lì, in quegli anni noi fondammo il Festival Internazionale del Jazz, che oggi è uno dei principali festival internazionali del jazz su scala europea. No? Aver fondato il cinema ha dato a Torino una centralità cinematografica rappresentata dallo straordinario Museo del Cinema, su cui abbiamo innestato una film commission che ha fatto di Torino anche un grande set cinematografico. E avanti di questo passo, quindi non la voglio fare lunga. Quindi la cultura che diventa un elemento costitutivo perché feconda un territorio favorendo una forte proiezione di carattere culturale in tutte le dimensioni e anche nella dimensione culturale propria e a sua volta feconda altre attività. Torino è diventata una città turistica, no? È piena di turisti. Nel 2015 il New York Times nel inserto domenicale fa un'analisi della situazione delle principali città nel mondo e consiglia ai suoi lettori di visitare Torino, non casualmente, no? Perché c'era
un processo che era stato individuato. Tutto questo, e finisco, tutto questo richiede naturalmente anche una riorganizzazione del sistema delle risorse a sostegno della cultura. Segre ha abbondantemente illustrato il ruolo delle fondazioni e Torino ha due delle prime 5 fondazioni bancarie italiane, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, che sono stati e sono attori fondamentali della vita economica, sociale e culturale della città e sono tra i principali sostenitori del sistema culturale della città. E in quegli anni in cui noi abbiamo fatto un grande investimento nella cultura, facendolo diventare appunto una delle vocazioni, abbiamo dovuto allargare il bacino delle risorse. Le risorse pubbliche da sole non sarebbero state possibili e abbiamo costruito un meccanismo di intreccio e di incrocio tra risorse pubbliche e risorse private che sostenesse il sistema con risorse adeguate. In quegli anni, gli anni in cui ero sindaco, l'intervento pubblico garantiva 30 milioni di euro sul sistema culturale, con le fondazioni e i sistemi di sponsorizzazione, di imprese, tante cose, noi siamo arrivati a toccare 100 milioni di euro di investimento sulla cultura, che dà l'idea di come il rapporto tra pubblico e privato può determinare un cambiamento di un territorio investendo in nuove vocazioni. Ecco, io penso che non sia solo l'esempio di Torino, perché oggi ho citato Pittsburgh, ho citato Bilbao, ma potrei citare 1000 altre città e finisco. La cultura è diventato un elemento trainante e fondamentale dello sviluppo. E torno all'affermazione appunto iniziale. La cultura come un fattore costitutivo dello sviluppo e non come un fattore aggiuntivo, e quindi su cui deve investire in termini di investimenti finanziari e di risorse adeguate, in termini di formazione, in termini di investimenti infrastrutturali necessari, in termini di attività terziarie di sistema, come si costruisce appunto intorno alla cultura lo sviluppo. Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola a Cristian Greco del Parlamento Torino. Grazie. Abbiamo parlato di Torino. Veniamo ora a uno dei suoi poli culturali e turistici principali, 1 milione di biglietti venduti, dicevamo prima nel 23, il Museo Egizio, al suo direttore Cristian Greco, più volte definito da Art Tribune il miglior direttore di museo d'Italia. Veneto. Anzitutto complimenti direttore, avete festeggiato i primi 200 anni. La settimana scorsa alla presenza del Presidente della Repubblica e avete inaugurato il nuovo allestimento. I musei non sono più da tanto tempo ormai un luogo mero di conservazione, sono luoghi di ricerca, di promozione, luoghi dove la cultura diventa motore sociale, parte attiva del territorio e della comunità in cui si collocano. Il Museo Egizio è uno dei grandi esempi di questa nuova modalità di vivere e di far crescere i musei. Prego direttore. Allora, buongiorno a tutti, cercherò di stare nei 20 minuti e di cercare di darvi alcune considerazioni. Anch'io, come diceva la professoressa stamane, non ho soluzioni ma ho domande da porre, e per cercare di riflettere su quello che deve essere il futuro dei musei, partendo proprio da quello che fu la commissione Franceschini, ricordiamo anche la nascita del nostro ministero 50 anni fa, voglio partire da una definizione visionaria che purtroppo non è stata approvata, la definizione che si tentò di dare di museo nel 2019 nella conferenza internazionale ICOM. E si disse: i musei sono spazi di democratizzazione, inclusivi e polifonici, e sviluppano il dialogo critico sul passato e sul futuro. Ecco la prima novità. Il museo non è un qualcosa di statico che guarda al passato, ma il museo, grazie al presente, si fa ponte per il futuro.
Riconoscendo e affrontando i conflitti e le sfide del presente, conservano reperti ed artefatti, li custodiscono per la società, salvaguardano ricordi diversi per le generazioni future e garantiscono pari diritti e pari accesso al patrimonio per tutte le persone. E io qui colgo anche un elemento fondamentale di una parola che oggi ancora che è stata citata, che è la parola memoria, e vorrei declinarlo al futuro. Ho appena scritto un libro su questo, il volume sul bicentenario del Museo Egizio da me curato si chiama La memoria e il nostro futuro, ma a me piace declinarlo anche al plurale, memorie. Smettiamola di pensare che esista una memoria condivisa, non esiste per il passato lontano, nemmeno per il passato presente, e non dobbiamo cercare di arrivare a quello, dobbiamo semplicemente rendere i musei un luogo sicuro dove memorie anche oppositive si possano incontrare in uno spazio sicuro. Vi do in brevemente cerco di parlare fuori di metafora per dire ciò di cui sto parlando. Il Museo Egizio ovviamente suscita dibattiti e memorie molto positive, perché noi lo possiamo vedere come un orgoglio del nostro paese. Al contempo coloro che provengono dalla sponda meridionale del Mediterraneo, coloro che dall'Egitto ci guardano, pongono problemi leciti e giustissimi sulla titolarità culturale, a chi appartiene questo passato, perché l'Egitto è stato spogliato, come possiamo porre rimedio a un periodo di eurocentrismo in cui quando si svilupparono gli scavi alla fine dell'Ottocento ovviamente l'Europa dominava anche il discorso culturale. Ecco, non troveremo mai un accordo in questo, il museo però deve riuscire a dar voce alle varie memorie e dare spazio a tutti questi. Noi abbiamo fatto un nuovo allestimento della Galleria dei Re, che è il cuore del nostro museo, e uscendo da questa Galleria dei Re abbiamo chiesto a Sara Sallam, un'artista egiziana, di riflettere sul patrimonio diasporico e come queste, lei si è concentrata sulle 21 statue che noi abbiamo della Dea Sekhmet, possono costituire un elemento di distruzione. Ma allora il museo è un luogo di distruzione o di costruzione? Beh, entrambe le cose, lo sono tutti, badate bene, perché nel XVIII secolo si staccavano gli affreschi di Pompei, si mettevano in cornice e si portavano al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oppure si staccavano le pale d'altare. Quando vediamo la Vergine col bambino di Cimabue agli Uffizi, perdiamo il contesto di questo, e quindi il museo da lì deve ripartire. I musei non hanno scopo di lucro, l'abbiamo sentito anche poc'anzi, anche le fondazioni ovviamente non hanno scopo di lucro, sono partecipativi e trasparenti e lavorano in collaborazione attiva con e per le diverse comunità, per raccogliere, conservare, ricercare, interpretare, esporre e migliorare la comprensione del mondo, mirando a contribuire alla dignità umana e alla giustizia sociale, all'uguaglianza globale e al benessere planetario. E per fare questo molto spesso c'è questa opposizione, ma allora il museo deve essere di ricerca o partecipativo? Abbiamo sentito molto oggi le parole tutela e valorizzazione. Io da anni mi batto perché torni nel dibattito anche giuridico il fatto che il museo innanzitutto fa ricerca. Un museo senza ricerca non può fare tutela e tantomeno valorizzazione. La ricerca è fondamentale, la diagnostica non invasiva, fondamentale intanto per fare conservazione, ma fondamentale per trovare quelle modalità epistemologiche che mi permettano di fare un qualsiasi percorso espositivo. Un museo senza ricerca è un museo morto. E se una cosa ha fatto negli ultimi 10 anni il Museo Egizio, è partito da 13 dipendenti, adesso siamo più di 90, e sono arrivato, io al Museo Egizio avevo un curatore, oggi ne ho 32, sono curatori peraltro internazionali, perché grazie al modello di fondazione io posso assumere anche persone. Quando ho cercato colei la quale dirige la mia papiroteca oggi, ho fatto ovviamente un concorso internazionale, ha vinto Susanne Toffer, che era tedesca, non parlava italiano, ma grazie al fatto che noi siamo una fondazione l'abbiamo potuto assumere, abbiamo chiesto a lei, le abbiamo pagato il corso di italiano di modo che dopo 2 anni fosse in grado di tenere lezioni in italiano, ma lei mi ha portato
tutta quella connettività di ricerca della grandissima scuola filologica tedesca e ha permesso al museo di fare un salto in avanti. Ma senza ricerca, tanti mi chiedono come mai il Museo Egizio in 10 anni è passato da 400.000 visitatori a più di 1 milione. Beh, la risposta è solo una, è la ricerca, e sono tutti quei dati che il Ministero non chiede mai, ovvero abbiamo fondato una rivista di fascia A, riconosciuta da Anvur, che è completamente digitale in formato HTML, in italiano, francese e tedesco, che sono le lingue dell'egittologia, sempre con un abstract in arabo. Abbiamo fatto ripartire gli scavi a Saqqara, scavi della Medina, scavi a Coptos, e probabilmente quest'anno riusciremo a partecipare ad un survey al Kaol Kabir. Abbiamo investito nella ricerca diagnostica e nell'archeometria, che adesso si è espresso condensando la ricerca negli ultimi 10 anni in una nuova galleria che si chiama Materia Forma del Tempo. Ma senza ricerca il museo non esiste. Quindi quando si cercano ricette per i musei, io dico sempre: il museo ha solo una risposta, che è la ricerca, ed è la stessa risposta che ha da quando il museo è stato fondato ad Atene. Noi ci chiamiamo ancora con quel nome Museion, un luogo dedicato alle muse. Il museo dedicato ad Atene, dove ci andava Platone e ci andava Aristotele, non era un luogo in cui ci fossero del materiale espositivo, ma in cui gli studiosi si trovavano e discutevano fra di loro. Il modello piacque talmente tanto a Tolomeo I Soter che volle il museo accanto alla biblioteca ad Alessandria, ed è ancora quel modello a cui noi guardiamo, che ovviamente ha avuto le sue declinazioni nell'età moderna e contemporanea, con Ulisse Aldrovandi e la fondazione del museo a Bologna, con la Schmollien che ha lo stesso museo di Ulisse Aldrovandi, con la nascita dei musei pubblici, 1653 il museo britannico, 1792, altro elemento da cui dobbiamo riferirci e imparare sempre di più, l'apertura della Grande Galerie du Louvre alla Repubblica francese, quindi non è più patrimonio del sovrano, ma appartiene alla Repubblica francese. E pensate in che modo? Chiamando gli artisti contemporanei che andassero ad ispirarsi di fronte alle opere d'arte dell'antichità. Allora, lo dico in tutti i miei interventi pubblici e non mi sottrarrò certamente oggi: c'è una riforma che il Ministero deve fare immediatamente, che è quella di aderire a Creative Commons Zero. Non è possibile che in Italia, per avere una riproduzione non è possibile che l'industria culturale e creativa oggi, se voglia fare una riproduzione della Venere di Botticelli, debba pagare un copyright. Penso che qui siamo tutti d'accordo nel dire che Dante è patrimonio culturale. Invece se io oggi stesso vado a casa e scrivo una canzone utilizzando le tensine di Dante, lo posso fare. Se invece io voglio fare un prodotto digitale utilizzando la Venere di Botticelli, non lo posso fare, e nessuno si interroga su quale sia il vero danno erariale. Allora vi do un esempio: quando sono arrivato al Museo Egizio ho trovato una persona che si occupava di copyright. Ho chiesto a questa persona di venire da me in ufficio e di dirmi quanto aveva guadagnato l'anno in cui il Museo Egizio aveva guadagnato di più: 13.500 euro. Siccome io sono una fondazione e gli stipendi del personale a fine mese li devo pagare, ho detto bene, quindi lei lavora per 12 mesi e porta come valore aggiunto economico l'equivalente del suo stipendio di 2 mesi. Bene, ci siamo aperti, lo possiamo fare grazie al modello che è stato prima citato, l'articolo 491 del 2001, che permette per la prima volta a un grande museo nazionale di diventare una fondazione di partecipazione. Noi abbiamo un accordo con il Ministero in cui noi ci facciamo carico di tutta la valorizzazione, quindi noi abbiamo rinunciato al copyright, ma in realtà non abbiamo rinunciato a nulla. Un altro dato che a me fa molto riflettere: nel 2014, quando sono arrivato, le tesi di dottorato sul Museo Egizio erano 0, l'anno scorso 89. Questo è come vive un patrimonio, e vorrei che ci interrogassimo tutti, anche nello spirito della riforma Franceschini, su come possiamo valutare i musei, perché non è possibile che l'unico elemento di valutazione oggi sia quante persone sono entrate in un museo. Allora, velocemente,
un museo è un luogo di distruzione o di valorizzazione? Beh, lo è un po' entrambe. Al Museo Egizio noi abbiamo come artista in residenza Ali Sherry, che ci ha fatto un dono meraviglioso di una sua opera, in cui lui andando a lavorare con gli artigiani locali a Torino, con i bronzisti, ha fatto una protesi per ridare la vista alle statue che più non potevano vedere, e ci ha fatto riflettere ancora una volta se il museo è un luogo di distruzione o un luogo di costruzione. Permettetemi un passaggio personale: Ali Sherry è un grandissimo artista, è stato l'artista in residenza della National Gallery a Londra per il bicentenario della National Gallery che ricade quest'anno, ha fatto l'onore anche a noi di essere da noi, ha incontrato il presidente Mattarella, è stata la prima persona che il presidente Mattarella ha incontrato nella sua visita. Lui è franco-libanese. Martedì scorso, tornato a casa, gli ho scritto: Ali, spero che questo cessate il fuoco possa essere un momento di una nuova alba per il tuo paese, e ringraziandolo del fatto che nonostante le bombe che cadevano a Beirut lui fosse sempre stato da noi a lavorare. E un minuto dopo mi ha risposto: Cristian, un missile è caduto sul mio appartamento, ho perso mio padre e mia madre. Ecco, questo è il tremendo di quello che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi, e speriamo che non lo dovremo vivere mai più. Allora, vi do solo un piccolo esempio su come la ricerca oggi nel museo debba essere molto trasversale. Noi abbiamo più di 189 MOU con enti nazionali e stranieri, siamo tornati allo scavo, e tornare allo scavo significa anche però utilizzare nuove metodologie digitali, ricostruire il paesaggio. Abbiamo l'archivio, 14.000 lastre fotografiche inedite che ci fanno vedere come il museo è cresciuto nel tempo. Abbiamo i resti umani di cui si parlava prima, con tutti i problemi etici ad essi legati, e di cui possiamo fare lo sbandamento virtuale e possiamo fare la stampa 3D degli oggetti che ci sono all'interno. Ma un museo è anche un luogo etico e di cittadinanza in cui si insegnano i valori etici dell'archeologia, quindi è possibile sbandare le mummie, cosa significa, abbiamo parlato molto di paesaggio, sottrarre un oggetto dal paesaggio, e come abbiamo noi il dovere di documentare e cercare di non distruggere i contesti. E poi noi abbiamo il dovere di ridare un nome ai workshop, alle botteghe, a coloro che lavoravano nell'antico Egitto, studiando gli inchiostri, capendo dove questi venivano fatti. E poi il museo ha l'obbligo di trasparenza. Il papiro che avete visto passare davanti a voi è un papiro che è arrivato al Museo Egizio nell'800, e negli anni 20 del Novecento aveva delle lacune ed è stato restaurato incollando dei papiri di 800 anni più vecchi, quindi un pasticcio incredibile. E il museo anche deve avere il coraggio di far vedere ciò che anche a livello di restauro non è andato bene in passato, e di usare le nuove tecnologie per ricomporre delle unità. Vado un po' veloce e mi avvio alla conclusione per farvi vedere una serie di cose. Quindi museo come ente di ricerca. Un'altra proposta che io vorrei fare al legislatore è anche finalmente di rispondere a quanto ci ha detto ICOM, International Council of Museums, e di introdurre in Italia la figura del curatore. Guardate, la semantica è importantissima. Noi in Italia parliamo di funzionari, architetti, archeologi e storici dell'arte. Curatore invece è colui che viene da una parola latina meravigliosa, si prende cura delle collezioni. Nel prendere cura significa innanzitutto le studia, le tutela, e le espone, e ne cura anche il dialogo di queste collezioni con la cittadinanza. Peraltro sarebbe fondamentale oggi, visto che i musei parlano sempre di più anche delle nuove figure dei curatori digitali. Utilizziamo la nostra lingua neolatina, e utilizziamo questa funzione di curatore che è meravigliosa. Allora, prendersi cura della collezione per noi significa avere il nostro sito web che è aggiornato con tutto il materiale esposto. Fare didattica, ecco, certamente sia nei risultati della Commissione Franceschini, sia nello spirito del nostro primo ministro Spadolini, non ci si poteva aspettare che oggi si sarebbe arrivato a quello che stiamo vedendo, ovvero che il Ministero della Cultura e il Ministero
dell'università e della ricerca sono diventati due enti completamente separati. Quelle porte girevoli che vedevano Ranuccio Bianchi Bandinelli essere professore ordinario e direttore generale delle antichità presso il Ministero della Pubblica Istruzione, nell'ottica di Spadolini era di rafforzare un ministero che dovesse essere scientifico, in cui però questo dialogo potesse esserci. Questo dialogo oggi non c'è più. Un sovrintendente non può automaticamente essere professore ordinario. Pensate che in altri paesi c'è, perché io ho avuto la fortuna di lavorare al Museo Nazionale delle Antichità di Leiden, di risiedere per 17 anni in Olanda, e chi diventava curatore era automaticamente professore per 2 giorni all'università, in cui il curatorium era del museo. Bene, fare didattica, perché dico questo? Perché la didattica fatta nelle nostre collezioni, nei nostri luoghi della cultura, è un qualcosa di fondamentale. 4.567 musei ha il sistema museale nazionale italiano, di cui 450 sono musei nazionali governati direttamente dal Ministero della Cultura, e gli altri è quel sistema frastagliato del nostro paese. Ebbene, noi facciamo didattica alle nostre scuole come se vivessimo in Ohio. I ragazzi vengono a fare una visita una volta all'anno e non usano i musei per fare didattica costante. Allora, io ho una laurea in lettere classiche e una in egittologia, e noto come quando insegnavo in Olanda io i ragazzi li portavo per strada, facevo tradurre a loro le epigrafi latine che si trovavano, li portavo nelle chiese per tradurre quello che viene in latino in Italia. Questo, per vari problemi che noi conosciamo, non si fa. Ma perché non venire al Museo Egizio per studiare la grammatica pre-euclidea, la geometria pre-euclidea? Perché non venire al Museo Egizio per studiare l'antica medicina? Perché non venire al Museo Egizio per scoprire le grandi riforme tecnologiche, fra cui l'invenzione della fotografia nel 1838, che come primo luogo in cui essa fu applicata ebbe l'Egitto? Ecco, questo è un altro modo che dobbiamo fare. E adesso davvero concludo. Un altro elemento per noi fondamentale, su cui il legislatore dovrebbe riflettere, è quello delle scuole di specializzazione. Scuole di specializzazione per il settore dei beni culturali sono solo di 2 anni, c'è una grande insistenza da sempre di portarle a 4 anni, anche per avere un riconoscimento internazionale. Bisogna portarle a 4 anni e pagare questi ragazzi, perché poi almeno 2 anni possano lavorare presso i nostri istituti, come fanno i medici, perché noi formiamo degli architetti, degli storici dell'arte e degli archeologi, i quali prima di laurearsi in laurea magistrale hanno l'obbligo di fare 150 ore di formazione. Voi vi fareste operare da un medico che ha fatto 150 ore di formazione in un ospedale? No. E perché non utilizziamo i nostri luoghi della cultura? E da ultimo voglio dire, riflettiamo sulla offerta che noi diamo al pubblico. La differenza tutta italiana fra pubblico e privato, che significa dal modello gestionale, è un qualcosa che dovremmo cercare di superare. Penso che siamo tutti d'accordo nel dire che il più grande museo del mondo, con più visitatori al mondo, è il Metropolitan. Penso che siamo tutti d'accordo nel definire che il Metropolitan è un museo pubblico, anche se la sua gestione è privata. Un museo pubblico che fa politiche pubbliche, politiche di inclusione. Tutti i cittadini di New York possono entrare gratuitamente nel Metropolitan, quindi cerchiamo di superare queste barriere che danno un'offerta molto frastagliata al visitatore, che non riesce più a districarsi in questo, e continuiamo in quello che invece il Ministero ormai da 2 governi sta facendo, e questo è davvero invece deve essere oggetto di plauso, di avere separato i dicasteri della cultura e del turismo. Sono 2 cose completamente diverse. Prima il professore parlava del valore aggiunto e del valore anche economico dei musei, ma c'è un valore intangibile che è fondamentale. I musei innanzitutto contribuiscono al benessere delle persone, hanno un ruolo sociale, e noi dobbiamo smettere di pensare che i musei siano l'hub turistico degli turisti stranieri. Benvengano i turisti stranieri, ma innanzitutto i musei, e a questo ci chiama la Repubblica, sono la memoria delle società in cui essi sono inseriti. E per me, viene sempre citato l'articolo 9, ma per me i musei debbono essere l'applicazione dell'articolo 3,2 della nostra Costituzione, ovvero essere quel luogo che toglie
tutti gli ostacoli che impediscono lo sviluppo armonico della personalità. Noi siamo davvero la cerniera con la società. Grazie direttore, non avevo dubbi che il tuo intervento sarebbe stato estremamente ispirante per tutti quanti noi. Permettimi una notazione personale: nel 2020 mia figlia aveva 4 anni, durante il Covid ha guardato tutti i video che hai realizzato per tenere vivo il museo nel periodo di chiusura, si è innamorata degli egizi. E pensare che un bambino di 4 anni si innamori degli egizi attraverso uno strumento puramente virtuale come è un video in un periodo così complesso come è stato quello del Covid è il segnale di quanto un direttore che ha visione ma che ha anche amore per quello che cura e conserva, come dicevi prima, è in grado di trasmettere a questi bambini e a far amare la cultura, per cui è il segnale straordinario di quanto tu hai e sei in grado di trasmettere a tutti noi. Abbiamo detto che abbiamo avuto tanti stimoli questa mattina. Io darei la parola a chi è stato ministro dei beni culturali in Italia in passato, è stato il primo segretario del PD, non ha bisogno di presentazioni. Gli chiederei di dare le conclusioni di questo convegno. Ringraziandolo per aver dato la disponibilità ad esserci e ricordandogli, approfitto in diretta così sei vincolato, ha promesso di venire a Vittorio Veneto in presenza quanto prima. Prego, Walter Veltroni. Grazie Barbara, grazie a te, grazie a tutti i presenti. Ho ascoltato molte cose interessanti, da ultimo l'intervento di Greco e insomma credo che abbiate fatto bene a organizzare questo convegno. Sono passati tanti anni, ma appunto una delle prime vocazioni dell'universo del quale parliamo, non solo quello museale ma quello in generale della cultura, è proprio quello di salvaguardare la memoria, no? Di consentire a ciascuno di noi di sfuggire a questa società dell'istante nella quale siamo imprigionati e che ci ha tolto la coscienza del passato e il desiderio del futuro. E allora, se si torna a quella commissione, la prima cosa che bisogna notare, tanto più in questi tempi urlati e volgari, è la composizione di quella commissione. In quella commissione, al di là del presidente che ha svolto una funzione essenziale, c'erano nella commissione stessa intanto dei deputati che si chiamavano ad esempio Carlo Levi o Adriano Seroni o Tullia Carettoni o tanti altri che portavano in Parlamento la forza di un'esperienza culturale, civile, politica che aveva una profondità che consentiva loro di sapere che le sedi istituzionali non sono dei ring nei quali ci si prende a pugni in favore di telecamera, ma sono dei luoghi votati alla costruzione di soluzioni. Quella commissione ci mise molto tempo, navigava controcorrente perché va detto che appunto i temi della cultura erano ancora del tutto sottoconsiderati in quella stagione della vita pubblica italiana, eppure produsse un documento. In fondo, se vogliamo, quelle commissioni, basti pensare alla commissione costituente, hanno prodotto, pur riconoscendo differenze politiche, ideali, valoriali, profonde tra i vari schieramenti, hanno prodotto poi dei documenti comuni, perché la politica, anche nel riconoscimento delle differenze, può e deve essere in grado di produrre soluzioni convenute. E aggiungo che quella commissione aveva un'altra particolarità: l'intreccio tra la dimensione politica e quella delle competenze culturali. È stato ricordato
Massimo Severo Giannini, è stato ricordato Ragghianti, Ruggero Bonghi, Mino Maccari, tanti che hanno portato il loro contributo alla definizione finalmente di una struttura che potesse coordinare gli interventi nell'ambito della politica culturale del Paese. E quindi credo che nel ricordare e rendere omaggio al vostro concittadino sia giusto ricordare in primo luogo la dimensione istituzionale, la correttezza e il senso di responsabilità e la modernità che ispirò quei comportamenti in quella commissione e poi le decisioni conseguenti. Il Ministero nacque poi con la diciamo, responsabilità di Giovanni Spadolini e non ci poteva essere persona migliore. Poi però anche qui diciamoci la verità, poi però progressivamente scivolò e diventò il brutto anatroccolo dei ministeri. Quando si facevano le divisioni nei governi pentapartito, di solito si dava quello scranno per compensare altri ministeri che non venivano forniti e non sempre alle persone più adatte, più giuste, con il rispetto che si deve per tutti. Poi progressivamente questo è cambiato. Il primo segno di cambiamento fu Alberto Ronchey, no? Che introdusse un elemento di innovazione in quel ministero, poi proseguito attraverso Paolucci, che è stato il ministro che mi ha preceduto e che era un grandissimo storico dell'arte. Noi facemmo un'operazione, intanto io cercherò di non parlare di quello che mi è capitato di fare nei 2 anni in cui sono stato Ministro della Cultura, perché l'occasione richiede altro. Però ecco, io vorrei solo ricordare che allora la cultura era il Ministero del Vicepresidente del Consiglio. Io ricordo che quando Romano Prodi mi chiese di quale ministero volessi occuparmi come Vicepresidente del Consiglio, probabilmente si aspettava che gli dicessi, non so, gli esteri, gli interni, eccetera, e io gli dissi invece i beni culturali. E lui non si sorprese perché capì e sapeva e condivideva che quella doveva essere uno degli elementi di discontinuità più forte che la prima esperienza di governo dell'Ulivo doveva portare con sé, far capire che tutto ciò che atteneva alla vita delle persone, e la cultura attiene alla vita delle persone, così come la scuola, così come la sanità, così come ciò che ha a che fare direttamente con l'esperienza umana, perché la cultura non è una sovrastruttura, è una struttura della società, dovesse essere segnalata visibilmente come prioritaria, come centrale. Di qui anche, per esempio, e io questo lo devo a Carlo Azeglio Ciampi e a Vincenzo Visco, che accettarono la proposta di una estrazione supplementare del lotto i cui proventi fossero indirizzati a restaurare, e così facemmo, gran parte del patrimonio culturale italiano. Quello che vorrei dire, in coerenza con quanto ha detto da ultimo Greco, è che per esempio l'aver fatto convergere a un certo punto il turismo nella cultura fu il segno che non si capiva di cosa si stava parlando. È appunto quell'espressione che credo proprio la Manzi abbia in qualche modo rifiutato, l'idea della cultura come petrolio. No, il petrolio si estrae, si consuma e poi si butta, o si dovrebbe buttare. La cultura non è questo, la cultura non è petrolio. E la cultura non è neanche per converso ciò con cui, virgolette, non si mangia. La cultura è ciò che dicevamo prima, è la memoria. La cultura non va solo contata. Noi siamo in una società della quantificazione di tutto. Tutto viene solo valutato e giudicato sulla base del quanti. Ma non è solo questo, ci sono dei meravigliosi musei italiani che non so quanti visitatori abbiano, ma sono essenziali, sono alimento dell'identità italiana, paese per paese, città per città. Voi vivete in una regione meravigliosa, sono stato la settimana scorsa a Fratta Polesine, alla casa e al cimitero dove riposa Giacomo Matteotti, ma sono arrivato in quella cittadina e c'era una meravigliosa villa del Palladio,
Dovunque giri in questo incredibile e meraviglioso paese ci sono i segni della civiltà umana, di quella cultura, di quella meraviglia del nostro ingegno, che non è misurabile con un contatore, ma è misurabile con l'intelligenza della conservazione, quella che hanno avuto le generazioni precedenti alla nostra, perché nel Rinascimento non è venuto in mente a nessuno di abbattere il Colosseo per fare una costruzione coeva degli abitanti di quel tempo, perché c'era la coscienza della memoria, e la coscienza della memoria non è mai conservatrice. La memoria non conserva, la memoria riporta, trasmette, trasferisce, quanto di più assolutamente moderno, tanto che secondo me quando si parla di cultura non dobbiamo neanche limitarci solo alla dimensione museale, che pure è ovviamente centrale, ma dobbiamo pensare al valore degli archivi, delle biblioteche, della salvaguardia del paesaggio, altro che turismo. Il turismo poi, se vuole, arriva, ma arriva come risultato ulteriore. Non si fa politica culturale per aumentare il turismo, si fa politica culturale perché è l'essenza e l'identità italiana che è in gioco. Se si smarrisce questa divisione, questa considerazione delle reciproche responsabilità e sfere di autonomia, si finisce col mercificare la cultura. Giustamente hai detto tu, e hanno ripreso, l'ha detto Andrea Martella, che saluto, e altri. La valorizzazione e la tutela non sono fratelli separati. Non si può pensare che portare... mi ricordo la discussione che si fece allora, prima con le leggi Ronchey e poi con quello che facemmo durante il periodo del mio ministero, portare nei musei, i ristoranti o le biblioteche o altro fosse un elemento di corrompimento. No, è un elemento di integrazione, è il tentativo di far vivere il museo come un'esperienza umana integrale nella quale si possa andare per viverlo, si possa andare per antropizzarlo in qualche modo, riconoscendone il valore e la qualità, a condizione che poi quelle risorse che derivano dalla valorizzazione vengano reinvestite per la tutela, per la salvaguardia, per i restauri, e che ciascuno consideri il patrimonio culturale italiano come una creatura da difendere e da rimettere in movimento. Nell'esperienza appunto di quei 2 anni, dalla Galleria Borghese a Palazzo Massimo, a Palazzo Altemps, a Venaria Reale, all'area archeologica di Classe, allo stesso Museo Egizio, a tante cose noi cercammo di restituire quella... La Galleria Borghese era chiusa da 16 anni. 16 anni sono un tempo infinito, si sono fatte 2 guerre mondiali in 16 anni e non si riusciva a restaurare un museo. Venaria Reale era stata abbandonata, era distrutta. Cioè il sonno dell'attenzione genera macerie, e queste macerie tendono a riprodursi perché basta abbassare di un attimo l'attenzione, e anche i finanziamenti. Oggi appunto abbiamo letto sui giornali della polemica che è in corso attorno a questo tema, e penso che abbia ragione chi cerca di difendere il fatto che vengano al Ministero della Cultura le risorse necessarie per svolgere le funzioni che gli sono proprie. Piero Fassino lo ha ricordato prima e lo voglio ribadire. Però anche qui noi facemmo un ulteriore passo in avanti, perché per me il modello era il Ministero della Cultura di tipo francese, cioè un Ministero della Cultura, quello che governò per un lungo periodo Jack Long, che curasse il complesso delle attività culturali del paese, senza neanche quella separazione tra la dimensione del museo, degli archivi, delle biblioteche e quella della produzione culturale contemporanea, che fosse l'architettura, il cinema, la musica o quant'altro, non il turismo, ma diciamo ciò che attiene alla produzione culturale,
che è, ripeto, memoria e al tempo stesso sollecitazione del talento contemporaneo. Ecco, io credo che oggi la strumentazione istituzionale sia abbastanza in linea con le esigenze dei tempi, non lo è l'attenzione pubblica. La cultura è oggetto oggi di un conflitto tra egemonie. Ecco, la cultura ha il suo valore nella sua pluralità e nel riconoscimento reciproco del valore delle suggestioni culturali che si animano in tante direzioni. La cultura, quando si pensa di imbrigliarla, di incatenarla, di sostituirla l'una all'altra, chiunque pensi di farlo, non c'è nulla che si possa fare in nome della parola cultura che comprima le idee e la libertà di esprimerle degli altri. Quindi ecco, io concludendo mi auguro solo questo, mi auguro che dopo questi decenni nei quali il Ministero della Cultura si è insediato e si è rafforzato, esso non venga piegato in una dimensione che non è la sua. Il Ministero della Cultura deve favorire la conservazione, la memoria, la tutela e la produzione culturale nel segno del più elevato e più dinamico e più aperto pluralismo. Tutto ciò che parla di egemonia nel campo culturale è quanto di più contraddittorio con la vocazione persino costituzionale che un Ministero della Cultura deve avere. Questo volevo dirvi ringraziandovi e augurandovi ancora buon lavoro. Grazie mille a Walter Veltroni, grazie a tutti quanti voi per essere stati qui presenti oggi, grazie ai relatori, al segretario Martella che ha voluto questo convegno e possiamo già anticipare che prepareremo gli atti, segretario? Va bene, allora visto il valore del convegno di oggi ci impegniamo anche a prepararne gli atti. Grazie a tutti. Thank you.